grazie veramente. Partiamo anche questa mattina con due eccellenze del territorio. Abbiamo in presenza abbiamo collegato con noi il dottor Diego Ponzin, presidente della Fondazione Banca degli Occhi. Grazie veramente presidente, anche in veste di scrittore questa mattina, perché domani presenterà il libro Il gesto dell'ombrello, ne parleremo, questo hobby che magari fa attaccare anche la spina dopo lo stress che questi medici poveri subiscono. Saluto anche il dottor Roberto Mantovan, primario di cardiologia ospedale di Conegliano, si sta collegando anche lui e sentiremo questo cuore che fa il pazzo ormai con tutto lo stress che viviamo, veramente stiamo andando fuori di testa con gli esempi che vediamo, veramente una cosa allucinante. Allora sentiamo, dottor Ponzin, cosa sta succedendo, soprattutto ecco, l'importanza di riuscire a staccare la spina, vediamo anche la locandina perché domani appunto il dottor Ponzin presenterà questo libro, Il gesto dell'ombrello, in veste di scrittore. Ecco, quanto importante è anche scrivere, cercare di avere un obiettivo. Ieri abbiamo intervistato Fulvio Marotto, che è una persona a me molto vicina, che fa parte del direttivo dottor Ponzin, che è l'unico al mondo che ha la patente di moto, senza gambe, senza mani, senza naso, senza milza, ma con una gioia di vivere incredibile, che lui ha detto bisogna avere un obiettivo nella vita, se no è meglio morire. Cosa fai? Bisogna avere un obiettivo. Il suo obiettivo allora, oltre a medico, è presidente di Fondazione Banca degli Occhi, quello di fa lo scrittore. Prego, dottor Ponzin. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Vorrei precisare, dire qualcosa relativamente al concetto di staccare la spina. Lo vorrei un attimo, diciamo così, modificare, almeno con riferimento a me stesso. Secondo me l'esigenza di staccare la spina esiste, ma riguarda soprattutto il caso in cui noi facciamo qualcosa che non ci piace o ci piace solo in parte, ecco, qualcosa che ci soddisfa solo parzialmente. Quando invece facciamo un lavoro che ci piace, e io sono molto fortunato da questo punto di vista perché faccio un lavoro che mi piace tantissimo, più che l'esigenza di staccare la spina, secondo me bisogna trovare delle fonti per ricaricare le batterie, che è un concetto un po' diverso, cioè nessuno di noi ha una energia inesauribile e nessuno di noi, voglio dire, è costantemente in grado di dare il meglio di sé o il meglio delle proprie possibilità, delle proprie caratteristiche. E poiché il mio lavoro mi piace, ma è un lavoro impegnativo e quindi ho bisogno di ricaricarmi, devo trovare delle fonti alternative per ricaricare le batterie. Potremmo anche definirle fonti di felicità, se vogliamo, perché io credo che ognuno di noi ha una sfera di interessi, basta solo imparare a guardarsi dentro, imparare a conoscersi e cercare di alimentare uno o più interessi, ripeto, è un modo per ritornare con le energie pronte per una buona giornata di impegno e cercare di fare bene quello che facciamo. Questo direi che è il motivo principale che mi spinge a scrivere. Allora saluto anche il dottor Roberto Mantovan, primario di cardiologia all'ospedale di Conegliano. Buongiorno, che piacere rivederla, dottor Mantovan, grazie di essere qui. Allora col dottor Diego Ponzin, che è il presidente della Fondazione Banca degli Occhi, che è presente questa mattina, collegato anche lui in trasmissione, e soprattutto anche come scrittore, perché si parlava del libro che ha scritto, che domani presenterà, Il gesto dell'ombrello. Allora io ho detto perché avete bisogno di staccare la spina, avete bisogno veramente di trovare, ecco, degli stimoli anche diversi per ricaricare. Lui invece ha detto le batterie più di staccare la spina. Quanto è importante, dottor Mantovan, ricaricare le batterie, come dice il dottor Ponzin, più che appunto staccare la spina? Ecco, cosa condivide? Prego, dottor Mantovan. Microfono, dottore. Microfono. Ecco, a posto. Bene.
questa è una domanda che va al di là di quelli che sono le ragioni puramente professionali della nostra questione di vita. Certo che col nostro lavoro, io adesso sarei in ferie per esempio, però ho accettato molto volentieri di collegarmi con voi e effettivamente i tempi di recupero sono molto molto limitati. Il nostro lavoro di medici è un lavoro che ci coinvolge forse un po' troppo, ma è fatto così. Uno lo sceglie anche perché è un lavoro estremamente coinvolgente. Tante sono le volte che uno dice ma chi me la fa fare, eccetera, eccetera, però poi di fatto siamo sempre in prima linea. Ecco, questo è un fatto. Qualche volta questo può portare delle situazioni di stress, lo vedo anche appunto tra i miei colleghi, anche giovani, che effettivamente a volte sono sovraccaricati e in questo momento un po' la carenza di personale, un po' la situazione generale, non solo della sanità, ma direi di tutto, ci porta ad avere dei ritmi che sono a volte un po' più pesanti. Ecco, questo è un dato di fatto e lo sapete, e questo ci crea poi l'aumento della burocratizzazione, ha sicuramente rallentato e complicato il lavoro. Inoltre ci sono tutte le problematiche che sapete, l'incremento della conflittualità, l'incremento degli accessi, le richieste sono sempre più pressanti, e poi l'attenzione che dobbiamo porre nel nostro lavoro, come sapete, è estremamente continua e non puoi mollare un attimo. Grazie dottor Mantovano, molto chiaro, penso che più chiaro di così non poteva essere il dottor Mantovano. Allora vediamo la locandina per cortesia della presentazione di questo libro, Il gesto dell'ombrello. Domani 24 luglio alle ore 17:30 appunto ci sarà questa presentazione, ma soprattutto vede dottor, poi io ieri ero al Banco Solidale e le posso assicurare che invece ho visto un altro gesto dell'ombrello molto importante, soprattutto da lavoratori che non ce la fanno più. E quando io chiedevo come va, e loro mi hanno fatto il gesto dell'ombrello, che non è il suo gesto dell'ombrello, ma sono gesti che fanno capire proprio l'importanza della vita di queste persone, del non ascolto che hanno. Invece il suo gesto dell'ombrello, questo libro, cosa vuol dire? Prego, dottor Ponzin. Ma guardi, molto brevemente, è una raccolta di 10 racconti. Potrebbe essere pensato, diciamo, come un album fatto da 10 canzoni. Una volta andavano più di moda questi album, li chiamavamo album concept, in cui c'erano canzoni individuali che però navigavano tutte sopra un tema comune. Allora, questi sono racconti di varia, diciamo così, di varia drammaticità, leggerezza o addirittura racconti un po' surreali che girano intorno a un tema, diciamo, decisamente importante, che è il tema della morte. Solo che cerco di affrontarlo non diciamo disquisendolo dal punto di vista filosofico, perché primo non ne sono all'altezza, secondo credo che in parte sia un tema irrisolvibile, però cerco di affrontarlo, diciamo così, parlandone. Quindi io credo che noi non dobbiamo avere nei confronti di questo fatto della vita, che è la morte, un atteggiamento di chi fa finta che il problema non ci sia. Il problema esiste. Bisogna in qualche modo parlarne, anche per prepararsi, anche perché purtroppo anche durante la nostra vita veniamo in contatto con la mancanza di persone che amiamo e che amiamo anche profondamente. E qual è la breve terapia che ho proposto io? Sono questi 10 racconti che diciamo così cercano di essere leggeri, qualche volta ironici, qualche volta surreali, ma a volte diciamo addirittura spavaldi e irriverenti. Quindi il gesto della morte
il gesto dell'ombrello, che è un gesto diciamo irriverente e se vogliamo anche un po' volgare, è rivolto proprio nei confronti della morte stessa, cioè è chiaro che ci sei, dobbiamo parlarne, dobbiamo tenere conto del fatto che ci sei, però dobbiamo cercare di vivere al meglio la vita che abbiamo e non possiamo guastarci neanche un secondo di vita pensando che comunque tu ci sei, e quindi insomma rivolgere un gesto dell'ombrello, non un incosciente gesto dell'ombrello, ma un gesto dell'ombrello ragionato, cioè che ammetta che questo tema esiste, ripeto, che bisogna parlarne, ma bisogna parlarne o cercare di farlo con leggerezza e vedendo questa cosa da diverse angolature, come tento di fare io con questi racconti, che sono racconti leggeri, quindi possono essere letti senza nessun timore, non indurranno né ansie e né ulteriori paure a nessuno. Di questo sono abbastanza tranquillo. Mentre al dottor Roberto Mantovan chiedo la mia preoccupazione, ed è la droga, dottor Mantovan. Io ho avuto 2 sabati consecutivi genitori e ragazzi di San Patrignano, dove veramente hanno fatto capire quanto pericolo c'è in queste sostanze, con quanta superficialità, perché non si conosce, perché non si sa, si prendono queste sostanze, l'età che si inizia, che è giovanissima, e soprattutto poi queste morti improvvise. Ecco, dottor Mantovan, spieghiamo veramente il pericolo, perché certi ictus partono anche dal cuore. Io ieri ne ho sentito uno, pensavamo una cosa, invece era un'altra. Ecco, cosa vuole dire, dottor Mantovan? Cosa vede, ecco, nella sua veramente professionalità e soprattutto quello che la preoccupa di più? Prego. Allora, per quanto riguarda la droga nei giovani, sappiamo che è un problema, cioè parlarne così in pochi minuti è sicuramente limitativo e si rischiano di dire delle cose abbastanza banali. Sicuramente dal punto di vista medico la problematica si pone perché noi vediamo talvolta dei pazienti relativamente giovani, anzi giovani, possiamo considerarli ancora giovani, che fanno uso di droga, e droga per la quale loro proprio una tipologia di comportamento, una tipologia di assuefazione, per cui anche recentemente un paziente di mezza età, sui 50 e rotti anni, che si è dimesso il giorno dopo un infarto. Fortunatamente l'avevamo già trattato in fase acuta e abbiamo sicuramente salvato qualcosa, anzi parecchio, perché abbiamo fatto l'angioplastica primaria in tempi brevi. Ma questo qui ha rifiutato il ricovero e si è autodimesso il giorno dopo l'infarto. Cioè questi sono dei pazienti, alcuni, non saranno tutti, che rifiutano la vita, diciamo, normale, per cui anche di fronte a un evento così importante come quello di aver avuto un infarto rifiutano le cure perché loro devono uscire a procurarsi, e non droga pesante, stiamo parlando anche di droga leggera. Quindi è proprio la droga in sé, oltre al male stesso che può fare la sostanza, dipende poi dalla tipologia delle sostanze, però la droga, o comunque farne un uso smodato continuativo, porta a dei comportamenti sociali, umani e personali che possono essere estremamente nocivi. Questo è uscito il giorno dopo aver fatto un infarto perché doveva andare via, doveva procurarsi la canna, ecco, cose di questo tipo. E quindi abbiamo proprio di fronte dei modi sconcertanti di ragionare, di comportarsi, cioè si altera completamente la visione della vita, la visione sociale, la visione anche soggettiva dell'individuo. E questa forse è la cosa che mi ha colpito di più in molti casi, il fatto che praticamente in molte persone
diciamo, non si riesce, tra virgolette, a ragionare, anche se non sono degli addicted, nel senso più profondo. Noi non vediamo quelli che sono in crisi d'astinenza o quelli che sono con l'overdose, quelle cose là. Però sono persone che fanno utilizzo di farmaci particolari, insomma, di droghe. Dottor Mantovan, quanto è importante, adesso passiamo a una cosa che i giovani adoperano molto, la sanno adoperare meglio di quelli che vogliono fare delle volte la lezioncina, che è l'intelligenza artificiale. Ecco, quanto è importante per voi l'intelligenza artificiale? Io ho avuto ospite il professor Gerosa prima che diventasse assessore, ma è venuto anche dopo, il quale ha detto sì, ma ricordiamoci sempre che c'è la mano dell'uomo dietro l'intelligenza artificiale. Dobbiamo ricordarcelo. Prego, dottor Mantovan. Sì, sono anch'io un po' della scuola di Gerosa, nel senso che noi l'intelligenza artificiale la usiamo e usavamo quelle che erano prima delle intelligentine artificiali, cioè dei sistemi per avere delle informazioni rapide e precise in tempi appunto anche immediati. Adesso con l'intelligenza artificiale esistono parecchie applicazioni anche mediche che ti danno con una domanda molto semplice ti danno un quadro piuttosto preciso di quello che è, come dire, ho il libro davanti agli occhi, dove andare a rivedere le particolarità anche più recenti, e quindi è estremamente utile in questo senso. Poi adesso ci sono in realtà dei tentativi di utilizzo dell'intelligenza artificiale che stiamo per diciamo sperimentare anche nella nostra ULSS, in particolare a Conegliano, per utilizzare un'intelligenza artificiale che addirittura ci aiuti a sistemare rapidamente l'anamnesi. Non so se funzionerà o se ci allungherà le cose, è giusto cominciare a vedere come funziona. Però questo è sostanzialmente un sistema per poter fare le domande al paziente, poi diciamo che il riassunto della sua storia viene fatto quasi automaticamente dall'intelligenza artificiale. Io a volte sono un po' perplesso perché, per quanto intelligente possa essere, queste forme qui sono sempre molto come analitiche, vanno a cercare tutto il particolare, non sanno dare il peso giusto alle informazioni, per cui le mettono dentro tutte. Allora, se una persona, molto spesso succede che il paziente di fronte a noi ci racconta un po' di tutto, anche cose che magari non c'entrano, che tendono anzi a sviare da quello che può essere il quadro clinico principale. Per cui ecco, io rimango dell'idea che in questi casi serva sempre e soprattutto il discernimento, l'esperienza del clinico, del medico, anche umana, perché non dimentichiamoci che poi molto spesso la visita e il rapporto con il paziente deve essere umano, e questo, mi dispiace, tutte le intelligenze del mondo non sopperiranno mai a quello che è il rapporto umano, che può anche essere un sorriso, può anche essere una battuta, un momento di così per sdrammatizzare o semplicemente per calmare la persona, farla sentire più diciamo tranquilla. Sentiamo invece il dottor Diego Ponzin per quanto riguarda la sua professione e soprattutto ecco, questa miopia, queste cataratte, questi interventi molto complessi, perché partiamo da niente per arrivare a grande. Quanto utile può essere l'intelligenza artificiale e se la usate e come? Prego, dottor Ponzin. Ma sta entrando in medicina in questo momento, direi nel campo dell'oculistica, sta entrando in modo abbastanza importante nell'aspetto diagnostico. In particolare, io sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto il collega prima. Per quel che riguarda noi, diciamo così,
In oculistica c'è molta diagnosi che si deve basare su dati che prevedono una grandissima raccolta di immagini o una grande raccolta di numeri. Dobbiamo ammettere che è difficile pensare che un essere umano possa, diciamo così, mantenere nella sua memoria, anche proprio per una questione di sopravvivenza, un numero grande di dati come quelli che possono essere accumulati e analizzati dai sistemi che sono arrivati o stanno arrivando. Quindi dove sta il discrimine? Noi, io credo, facciamo bene a usare e faremo bene a usare questi strumenti, perché toglieranno da una parte molta fatica al nostro lavoro, ma dall'altra dovrebbero, se la direzione è quella giusta, dovrebbero limitare gli errori che facciamo, perché noi come esseri umani naturalmente facciamo degli errori. Se, come sembra, in virtù dell'enorme capacità di accumulo e di valutazione dei dati, questi sistemi di intelligenza artificiale diminuiranno la probabilità di fare errori, questo sarà un vantaggio incredibile. Io credo che ancora sia necessaria una componente umana in medicina che non può essere sostituita da nessuno strumento. Sono prudente pensando al futuro, perché io non so cosa succederà quando avremo dei sistemi di intelligenza artificiale che saranno così evoluti e avranno imparato da una mole così importante di dati, tali da, diciamo così, simulare un po' la nostra evoluzione e quindi da essere creativi e forse indistinguibili dal ragionamento umano. Questo io non lo so se avverrà, e se avverrà questa cosa andrà gestita. Io credo che noi come esseri umani dobbiamo legittimamente cercare di liberarci dalla fatica, cercare di ridurre le possibilità di errore, ma mantenere molto saldo il controllo dell'etica dei nostri comportamenti. Cioè noi dobbiamo fare in modo che gli strumenti che generiamo non diventino dannosi per la specie umana, e vorrei con questo ritornare a quel visionario di Isaac Asimov che aveva ipotizzato una società popolata anche da robot, che però dovevano seguire 3 leggi fondamentali che erano costitutivamente inserite nel programma esistenziale di ogni robot. E la prima di queste leggi, nomino solo questa per non essere noioso, e la prima di queste leggi era che nessun robot può mai fare del male a un essere umano. Direi che questo è fondamentale, che noi manteniamo, ripeto, il timone etico di questi sistemi tecnologici che stanno aprendo orizzonti dove sarà sempre difficile distinguere ciò che è umano da quello che è artificiale. Guardi, le do ragione perfettamente, perché io ho avuto ospite diversi studenti, diversi istituti con questi ragazzi, i quali hanno detto proprio questo. Sì, l'intelligenza artificiale serve, ci piace, la adoperiamo, ma ne abbiamo anche paura. Dobbiamo stare attenti. Loro sono già avanti su questo. Siccome il futuro è nelle loro mani, io spero di fare prevenzione anche con queste interviste che faccio a voi addetti ai lavori, siano proprio di guida a questi ragazzi, i quali dicono: noi sappiamo, ma dobbiamo ancora essere accompagnati. Da soli non riusciamo ancora a fare, perciò loro danno dei messaggi molto importanti che bisogna ascoltare, perché hanno forse le idee più chiare di qualcun altro. Sì, ci siamo, abbiamo imparato, sappiamo adoperare, ma dobbiamo essere accompagnati, e abbiamo anche paura di questi mezzi di ultima generazione.
E forse qua bisogna riflettere, non a caso Papa Francesco voleva sapere cos'era l'intelligenza artificiale e aveva abbinato soprattutto la parola etica. Io spero che qualcuno la capisca, perché veramente con gli esempi che abbiamo nel mondo faccio fatica a essere ottimista, ma loro lo sono e io sono fiduciosa, perché se i giovani sono ottimisti bisogna seguire il loro ottimismo. Abbiamo Rinaldo, vai col centralino adesso, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vi dico dottore, io conoscevo il professor Rama, papà, che 50 anni fa curava io misero sul mercato a Rialto e la gente che veniva mi portava io che smetteva perché diventava come più barodi di Palerino e li ancurava, li mandava in Africa. Allora ti parlo di 50 anni fa, forse di più. Voi altri dottori, specialmente dottori come voi altri, con la vostra passione, con il vostro impegno, con la vostra che avere sta voglia di mettere posto alla povera gente, mi penso che un premio sarà poco, però la gratitudine che dà la gente nei vostri confronti, va bene? Il rispetto, la gratitudine, per quello che fa sé, non c'è intelligenza artificiale che possa bastare, devo il cuore. L'intelligenza artificiale serve sì per risolvere problemi matematici, robe varie, ma dopo ne vuole il cuore vostro, ne vuole la vostra passione, l'umanità che avete voi altri medici, perché non tutti, quasi il 90%, ma cosa vuol dire? Vuol dire che senz'altro che darà una mano a risolvere i problemi, ma se non vede il cuore della gente non va niente. Il cuore della gente, della passione, quello che sente aiutando una persona, quella è l'importanza. E dopo i giovani sono nati con questa artificiale e non è stata su questa strada, manca uno che capisce che dopo della sapienza che voi il cuore, la gentilezza e poi vivere. Dobbiamo ricordarci che la vita è una sola, non ne abbiamo due, è stata e due. Ma la vita no, è una sola. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio, siate un po' brevi perché siete troppo lunghi, poi brontolano perché non riescono a prendere la linea e avanti e io devo andare anche in pubblicità. Grazie Rinaldo. Allora, dottor Mantovan, però quello che vorremmo anche capire è che oltre all'intelligenza artificiale c'è anche la robotica all'interno di queste sale operatorie. Noi vediamo degli interventi pazzeschi, perciò la tecnologia ha fatto dei passi avanti enormi. Abbiniamo scienza, ricerca e tecnologia, ecco, e abbiamo fatto bingo per la nostra salute, tanto è vero che fate degli interventi anche a diversamente giovani, come li chiamo io, con un'età che sarebbe incredibilmente fuori dal normale averla pensata pochi anni fa. Ecco, quanto è importante investire, ecco, nella scienza, nella ricerca e nella tecnologia, perché mi sembra che siamo un paese che fa fatica a capire questo. Gli investimenti nel posto giusto, al mondo giusto. Siccome mi piace tanto rimanere qua, io starei qua per tutta la vita, dottor Mantovan, io sto proprio bene, non c'è niente da fare. Vorrei capire, ecco, se in futuro ci sarà la possibilità di investimenti su quella che è la materia prima, che è quella che sto dicendo e che voi adoperate. Prego, dottor Mantovan. Allora, intanto mi fa piacere così ringraziare l'ascoltatore precedente perché effettivamente torna al discorso anche della umanità nei rapporti tra medico e paziente, che è fondamentale. Però è anche vero, ed è importante, che noi per esempio stiamo per acquisire, anzi abbiamo già acquisito tra i primi in Italia la tecnologia e adesso le nuove cose che stanno entrando, c'è veramente un'esplosione. Io parlo per un settore, ma vale un po' per tutti. Nel caso specifico, nella terapia delle aritmie, in particolare della eliminazione, la sconfitta della fibrillazione atriale, siamo stati tra i primi a usare l'elettroporazione. Adesso questa nuova tecnologia che ci consente con delle rapide scosse, diciamo, di riuscire a fare interventi che in pochi minuti, mentre prima ci volevano ore,
stiamo per utilizzare dei nuovi sistemi che sono entrati, diciamo tipo robotica, perché praticamente sì, siamo sempre noi a manovrare le cose, però in realtà sono degli strumenti estremamente avanzati e già da agosto cominceremo ad usarli e sono l'ultima generazione dell'ultima generazione. E un intervento che pochi anni fa ci richiedeva 4 ore, adesso si riesce a fare 1 ora e mezza, con maggiore sicurezza e anche con maggiore successo. Capisce che queste sono cose importanti. Sicuramente la controaltare di tutto questo è l'aumento dei costi, perché sono materiali che costano, così come certi farmaci che stanno uscendo sempre più raffinati, che sono molto costosi. E allora qui è un grosso problema, diciamo, politico, poter avere i soldi, poter avere gli investimenti per poter utilizzare questi materiali, questi dispositivi oppure questi farmaci. A volte la politica guarda un po' più gli aspetti, diciamo, politici e magari dispiace, fa un po' fatica a volte a mettere tanti soldi, perché non si vedono facilmente questi soldi che noi spendiamo, e non è che li spendiamo perché chissà che cosa, ma per il bene dei pazienti e per riuscire a fare delle cose che anni fa non si riuscivano a fare e che sono importanti. E adesso stiamo ottenendo dei risultati veramente molto buoni e con molta tranquillità anche per il paziente. E questa è la tecnologia. E poi c'è l'aspetto umano, che anzi ci consentono di avere più tempo e più disponibilità per avere rapporti anche umani e non essere sempre oberati di cose da fare, se si può dire. Nadia da Treviso, vai Nadia. Mirella, buongiorno al dottor Mantovan e anche all'oculisti. Niente, volevo chiedere al dottor Mantovan se si ricorda di Morellato, che ha fatto una tra le prime ablazioni che faceva qua a Treviso. Certo che me lo ricordo benissimo. Comunque, dottore, adesso si è inserita la demenza, che è anche abbastanza grave, diciamo, e niente, viviamo così alla giornata. La devo ringraziare infinitamente. Poi volevo fare una domanda all'oculista, dottore. Dopo 2 anni e 5 mesi, ieri sera ho ricevuto un messaggio che c'è la visita oculistica di controllo. Ce l'abbiamo a ottobre, tanto io quanto mio marito. Ma adesso la cosa di mio marito con la demenza è grave e non so se fargli fare, tanto non sa leggere, perché se gli fanno leggere le lettere non le sa. Non so se fargli fare la visita o cosa. Cosa mi consiglia? Grazie, arrivederci e buona giornata. E arrivederci, dottor Mantovan. Grazie Nadia. Vedete, dico anche ai miei ospiti, sempre a queste eccellenze che abbiamo nel territorio, l'importanza di sapere. Ecco, il problema è proprio questo. Io sono convinta che il medico di famiglia dovrebbe avere un ruolo fondamentale su quello che è anche la tranquillità dei loro iscritti, perché poi alla fine chiamano Sveglia Veneti e fanno delle domande che dico: ma perché poveretti questi non hanno un medico di famiglia dove veramente poter dire, essere ascoltati, perché sono sempre nel limbo. Prego, dottor Ponzin. Sì, la ringrazio Mirella per aver sottolineato l'importanza del ruolo del collega di medicina generale. In ogni caso, se il marito, diciamo così, è in grado di deambulare ed è una persona che in questo momento, poverino, anche in presenza del problema che ha, riesce a stare calmo e può essere insomma gestito all'interno di un ambulatorio di oculistica, noi possiamo fare anche delle valutazioni oggettive, quindi non solo soggettive, per capire se la vista
è compromessa e se ci sono margini di miglioramento. Quindi il mio consiglio sarebbe da una parte consultarsi col medico di medicina generale e dall'altra, ripeto, se il marito può deambulare ed è in una situazione che può essere, diciamo, in qualche modo controllato all'interno di un ambulatorio, lo porterei a fare la visita. Molto chiaro e la ringrazio, dottor Ponzin. Dottor Ponzin, però un'altra domanda che mi viene spesso fatta, mi dicono, quando hai queste persone molto importanti, fai le domande, come mai ci sono queste liste d'attesa incredibili proprio per quanto riguarda l'oculistica? Dappertutto ci sono, perché purtroppo è così, però specialmente nell'oculistica. E proprio l'altro giorno al Banco Solidario un diversamente giovane che mi ha firmato una carta senza occhiali, ho detto, ma ci vedi o porti gli occhiali? No, no, io ci vedo benissimo. Ecco, secondo lei questi numeri così una volta c'erano oppure una volta si mettevano gli occhiali e via, non c'erano le operazioni di cataratta, ecco, non si sapeva neanche cosa c'era? Cosa è dovuto a questo numero incredibile di richiesta di visite oculistiche? Prego, dottor Ponzin. Guardi, ci sono, io credo, tre aspetti. Oggi gestiamo problemi che c'erano assolutamente anche una volta, però una volta un po' c'era in generale una minore attenzione nei confronti della salute e anche probabilmente una nostra minore capacità di identificare questi problemi, specialmente problemi all'inizio della loro evoluzione. Ci può essere un tema di organizzazione degli ospedali, del servizio sanitario regionale e nazionale, non vorrei entrare su questo perché diciamo non è la mia competenza, ma probabilmente c'è un tema anche organizzativo, disponibilità, numero di medici, eccetera. In ogni caso, un elemento importante del tema è che la popolazione è cambiata e sono cambiate le nostre aspettative. Noi oggi abbiamo una popolazione che è più anziana, questo lo dimostrano i dati, insomma anagraficamente siamo mediamente più vecchi e nello stesso tempo siamo molto più consapevoli e molto più esigenti. Gli anziani che vengono da me, le cose prioritarie che mi chiedono sono di poter mantenere la patente e di leggere, perché sono due elementi importanti per la propria autonomia e per il benessere in tarda età. Sono richieste che non sono banali, perché diciamo poter guidare presuppone una quantità di vista sufficiente a impedire di fare male a se stessi e agli altri, e la lettura dobbiamo essere in condizioni naturalmente di leggere senza stancarci troppo presto, dobbiamo mettere i nostri pazienti in condizioni diciamo di leggere per dare piacere alla vita. Capisce quindi che sono aumentati gli anziani, sono aumentate le nostre esigenze e forse non è cambiata in modo proporzionale la nostra capacità di rispondere a queste esigenze. E qua il sistema adesso è un po' in difficoltà. Dobbiamo farci venire qualche idea, io credo non banale. Non bastano più buone idee, servono idee eccezionali. Allora, prima di salutare il dottor Ponzin vorrei mandare questa presentazione del progetto Lucy, perché è importante capire quanto loro cercano invece di investire. Vediamo anche poi la locandina di questa presentazione del libro. Andiamo a sentire il progetto Lucy. Il progetto Lucy è un progetto che stiamo conducendo in collaborazione con il National Eye Institute, che è uno dei dipartimenti del National Institute of Health negli Stati Uniti, e in particolare con il professor Kapil Bharti, per ottenere delle cellule dell'epitelio retinico pigmentato a partire da induced pluripotent stem cells e che serviranno, pensiamo, alla fine di uno studio clinico che stiamo iniziando, al trattamento di una patologia molto diffusa nella popolazione anziana, che è la degenerazione maculare senile. Stiamo facendo una ricerca che dovrebbe portare ad uno studio clinico
che dovrebbe verificare i criteri di sicurezza e potenzialmente anche efficacia di un nuovo trattamento che se funzionasse, come chiaramente i dati preclinici ci sembrano dimostrare, dovrebbe portare queste persone, diciamo, a non peggiorare quella che è la loro patologia. È la prima ricerca nel campo della degenerazione maculare senile che viene portata in Italia con questa tecnologia. I tempi per gli studi clinici con terapie cellulari, quindi a base di cellule, sono tempi molto lunghi, non tanto per l'applicazione può avvenire anche, diciamo, in 1 anno, in 2 anni. Il follow up dura fino a 10 anni perché bisogna verificare per l'appunto che la sicurezza venga mantenuta per tutto quello che, diciamo, è il tempo, per un tempo molto lungo. Il ruolo della Fondazione è molto importante, diciamo, è duplice. Prima di tutto siamo una banca di riferimento, una banca inserita all'interno del sistema del Centro Nazionale Trapianti, e pertanto tutto quello che, come in questo caso qui, parte da una donazione, perché queste cellule vengono differenziate a partire da una donazione di sangue, da cui poi si estraggono le cellule e queste vengono poi differenziate, vengono trasformate in induced pluripotent stem cells e poi differenziate, deve passare attraverso un istituto dei tessuti, come per l'appunto la banca degli occhi. La seconda cosa è che siamo lo sponsor di questo studio, cioè siamo quelli che sostanzialmente sosteniamo questo studio. Quello che succede, si parte da una donazione di sangue che verrà poi trasportata negli Stati Uniti, dove c'è una facility in GMP, cioè che opera secondo quelle che sono le good manufacturing practices per la formazione, per la produzione di un farmaco, perché le cellule sono considerate a tutti gli effetti dei farmaci. Da queste cellule si formano le induced pluripotent stem cells, che sono delle cellule in grado di dare origine a tutti i tipi cellulari. Il laboratorio negli Stati Uniti indurrà queste cellule a diventare cellule dell'epitelio retinico pigmentato, che è lo strato di cellule che è alterato nella patologia che stiamo cercando di trattare. Queste cellule verranno fatte crescere in uno scaffold, lo scaffold verrà portato qui in Italia, passerà attraverso la banca e arriverà all'ospedale in cui verrà effettuato l'intervento chirurgico. Per questa ricerca verrà selezionato un ristretto pool di pazienti che faranno parte appunto di questo studio clinico, con l'intento poi di riuscire ad estendere ad un numero sempre maggiore di pazienti la disponibilità di questo nuovo tipo di trattamento per la degenerazione maculare legata all'età. Noi abbiamo cominciato a lavorare come banca delle cornee, occupandoci di trapianti di cornea e quindi solo della parte anteriore dell'occhio. Oggi possiamo dire che diventiamo un istituto della vista, della visione. Ci occupiamo di pazienti che hanno problemi di vista che possono essere di varia natura, comprese le malattie della retina. Allora, prima di salutare, io vorrei che il dottor Mantovan, che è il collega, salutasse il dottor Diego Ponzin, che adesso ci lascia perché ha un impegno importante, e soprattutto cosa vuole dire, perché mi sembra che sia molto importante quello che abbiamo sentito. Prego, dottor Mantovan. Sì, intanto faccio gli auguri e le congratulazioni per lo bello studio che stanno facendo. Mi viene da fare una nota su quello che è il discorso delle liste d'attesa, perché sulla domanda precedente non dimentichiamoci mai, questo vale sia soprattutto per i medici, ma vale anche per i pazienti, che noi dobbiamo puntare di più al bisogno di cure che il bisogno di prestazioni, perché pare che qui se uno non fa 15 TAC risonanza di controllo per il ginocchio sia la cosa più terribile del mondo, o che se uno non fa una visita urgente cardiologica perché il bambino deve fare ginnastica a scuola, allora che poi non è strettamente necessaria, ma che comunque è utile, e allora se non la fa entro 5 giorni non è una cosa accettabile. Non sono reali bisogni, il fabbisogno di salute, sono fabbisogni di prestazioni che a volte sono anche un po' ridondanti. Quindi invito tutti a considerare anche questo aspetto qui, la vera necessità di certe cose che vengono a volte richieste così, visto che c'è da fare. Ecco,
Guardi, la ringrazio dottor Mantovan, perché è veramente importante capire che non bisogna sempre avere questa fretta, ed ecco qua il ruolo fondamentale del medico di medicina generale. Mi dispiace, però parte tutto da là, non c'è niente da fare, perché se tu tranquillizzi il paziente di sicuro non arriva a fare tutte quelle visite che dice lei o quegli esperimenti per capire poi che alla fine, ecco, non è valsa la pena. Però funziona così, ha ragione, ma perché non c'è una figura, ecco, proprio che tranquillizzi? La paura regna sovrana, o male, la paura regna sovrana. Allora poi ritorniamo col dottor Mantovan. Grazie dottore, perché è importante quello che veramente ha detto il dottor Roberto Mantovan, per far capire che anche voi dovete stare un po' tranquilli, non intasare i pronti soccorso. Una volta non erano intasati, sì è vero, si moriva, ma non è perché vai al pronto soccorso che risolvi il problema, è il ruolo del medico di medicina generale che non si riesce a capire. Ecco, io lo dico anche ai due medici che ho di fronte, io sono molto depressa quando sento dove hanno buttato i soldi, nel vero senso della parola, le case di comunità, scusate, ma io non ci credo. Ecco, dovevano essere piegati in altra maniera, ne funzioneranno alcune, non metto in dubbio, ma tra dire che partiranno e che risolveranno i problemi, io avrei aumentato, ecco, nelle farmacie, perché è il punto fondamentale dove la persona si reca. Si erano già allargati abbastanza con esami, con tutto, forse dovevano pensare altro, investire, e questo è il mio pensiero, ma è il pensiero di tante persone che incontro su queste colate di cemento. Poi vedremo alla fine, faremo i conti quando partiranno, come partiranno e con quanti servizi riusciranno a dare. Già sono partite male le prime, avete sentito le interviste che abbiamo fatto di persone che hanno aspettato ore e ore e ore, anziani, è il caldo, perciò vabbè, vedremo cosa succederà. Siamo ottimisti, abbiamo detto. Dottor Ponzin, come ci saluta? Rivediamo la locandina, poi salutiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo col dottor Roberto Mantovan. Io vi saluto volentieri dicendo che sono contento di aver parlato di quest'ultimo mio libro, quindi vi ringrazio per l'ospitalità. Domani ci sarà un collegamento dalle 17:30, quindi se volete potete cercare, insomma, nei siti web, basta digitare Il gesto dell'ombrello, che è un titolo anche facile da ricordare, e quindi troverete sicuramente modo, se avete piacere, di collegarvi. Stiamo vedendo adesso, prego, prego. Ecco, questa è la copertina e il promemoria per domani. Per il resto condivido i discorsi che ha fatto il collega. Credo che dobbiamo trovare in parte o ritrovare un equilibrio fra il ruolo della medicina di base e il ruolo poi delle strutture di primo intervento, il pronto soccorso e l'ospedale, cercare in qualche modo di, come dire, trovare un equilibrio per dare le risposte importanti ai cittadini, insomma. Grazie, grazie al dottor Diego Ponzin. Grazie a Con il voi dottor Roberto dell'ospitalità. Mantovan ritorneremo subito dopo la pubblicità. Dottor Roberto Mantovan, la mia domanda invece è questa. Abbiamo parlato di robotica, di intelligenza artificiale, ma avremo un cuore artificiale o avremo un cuore animale nel futuro? Cosa avremo? Cosa sperate? Dove puntate la vostra attenzione? Prego, dottor Mantovan. Allora, in questo momento, da quello che so, gli studi sul cuore artificiale stanno sempre andando avanti, ma i risultati non sono stati entusiasmanti. In questo momento c'era un cuore artificiale, credo, fatto dai francesi, che non funzionava benissimo. Esistono dei sistemi di sostegno al cuore che sono diventati molto buoni, il VAD per esempio, che consente una buona qualità di vita a pazienti col cuore che funziona appena appena e che quindi dà un grosso aiuto al cuore. Per quanto riguarda il futuro, sembra che ci siano comunque delle buone possibilità tecnologiche per arrivare ad avere un cuore artificiale ben funzionante, ma purtroppo i risultati ancora sono ben lungi da arrivare. Dottor Mantovan, un'altra cosa importante è capire, come si diceva prima, l'importanza della prevenzione, lo stile di vita,
comportamento. Cos'è che la preoccupa di più? Cosa vede? C'è questo stile di vita corretto per far capire il rispetto del corpo umano e così anche il cuore, non metterlo sotto sforzo? Adesso io vedo delle cose assurde, anche ieri mi sono fermato con un anziano che non riusciva neanche più a respirare perché aveva fatto una corsa enorme, le ho detto mamma non so guarda in che condizione sei, ho chiamato il figlio perché non riusciva più. Cioè questi non so cosa penso, come ha detto lei, questo che esce dall'ospedale perché devo prendermi la canna, questo che corre chilometri con un'età anche avanzata. Prego dottor Mantovan, anche il movimento deve essere un movimento rispettoso, non esagerato, prego. Allora, sicuramente esiste anche un po' questo problema. Sulla prevenzione se ne è parlato, se ne parla sempre e forse anche un po' annoia questo discorso, ma sappiamo, va bene, non fumare, non mangiare eccessivamente, con la pressione, colesterolo, il fumo, eccetera. Poi ci sono degli elementi che purtroppo non si possono modificare, che sono la familiarità, la genetica e quelle cose lì non si riescono a modificare, ma per esempio sicuramente un ruolo importante potranno avere l'uso più diffuso dei farmaci che abbassano il colesterolo, che lo buttano giù, e poi per quanto riguarda l'attività fisica, sicuramente delle belle passeggiate, idealmente 3 ore alla settimana, 3 belle passeggiate di un'ora e mezza all'una sarebbero più che sufficienti. Tutti quelli che fanno, c'è però poi che fanno un oversport, adesso tutti fanno il triathlon, fanno l'Ironman, fanno le cose estreme anche ad età che dovrebbero essere un po' più contenute e lì sì cominciamo ad avere dei problemi. Perché lo sport, come tutte le cose, hanno un andamento, diciamo, che abbassa sì il rischio, ma a un certo punto, quando lo sport diventa esagerato, aumenta il rischio di un sacco di altre patologie o copatologie anche del cuore e soprattutto poi a una certa età e via discorrendo non è il caso di mettersi a fare il Tour de France quando si hanno 60 anni, per esempio. Noi vediamo moltissime persone di una certa età che benissimo che facciano la sgroppata in bicicletta, ma che talvolta si fanno un pochettino prendere la mano o che fanno le maratone più disperate. Io poi me li ritrovo a volte che hanno delle aritmie come la fibrillazione, eccetera, che sono in parte anche favorite da questo oversport. Adesso c'è l'overturismo, c'è l'oversport, c'è l'over tutto deve essere fatto in maniera esagerata. Non va bene così perché appunto poi c'è anche problemi, ci sono proprio problemi fisici, anche proprio osteomuscolari. Va bene. Dottor Mantovan, invece l'importanza di fare le scale, dicono che le scale fatte faccia molto bene, è vero, non è vero? Perché visto che tanti non vogliono andare in palestra, non vogliono uscire, almeno che facciano un po' di scale, è vero che aiuta? Infatti quello che dicevo sostanzialmente sì, una bella camminata e con la camminata vuol dire anche fare qualche gradino, andare su, può essere, cioè già utilizzare, a volte vedo anche gente relativamente giovani che per andare al primo piano prendono l'ascensore, a parte che a me personalmente viene nervoso aspettare l'ascensore per magari più di qualche minuto per fare una rampa di scale, però voglio dire per andare al primo, secondo piano cerchiamo di andarci a piedi, poi capisco che a una certa età uno vada magari quando si tratta di andare di più, però insomma quello è un modo per fare un movimento non esasperato perché stiamo parlando di qualche piano di scale. E dall'altra parte invece io non sono tanto favorevole anche perché appunto vedo anche delle conseguenze e non necessariamente poi diventa preventivo fare quegli sport esasperati che si vedono sempre più spesso, ecco. Dottor Mantovan, un'altra cosa, poi la lascio, i farmaci. Molti prendono i farmaci per la pressione, per il colesterolo, come ha detto lei, andiamo su questi due, e dicono ma perché ho fatto gli esami, è tutto a posto, devo continuare a prendere i farmaci. Ma se sono tutti a posto, perché devo continuare a prendere queste pillole? Cosa dice, dottor Mantovan? Che proprio sono a posto gli esami proprio perché prende le pastiglie giuste e basta. E quindi questo direi che è fondamentale.
Allora, farmaci per la pressione se è corretta non si hanno, di solito ormai questi farmaci hanno pochissimi effetti collaterali e hanno un'azione preventiva sul lungo termine, non sulla pressione della sera, della mattina, qualcuno ha qualche sbalzo, però è bene continuare a fare la terapia continuativa. Sul colesterolo, anche lì ci sono mitologie popolari da sfatare, bisogna cominciare presto a fare i farmaci che abbattono il colesterolo, costano anche poco e ai dosaggi attuali e con i farmaci moderni gli effetti collaterali sono zero, praticamente zero. Ecco, poi se bisogna usare poi dei dosaggi più alti e farmaci più pesanti se ne parla, ma lì entriamo in una prevenzione secondaria, cioè il paziente che ha già avuto l'infarto eccetera, ma in prevenzione primaria farmaci leggeri meglio prenderli subito. La dieta purtroppo è poco efficace. Più chiaro di così non poteva essere il dottor Mantovan, come sempre quando lo ospitiamo. Dottore, come ci saluta, con quale messaggio? Intanto noi le auguriamo buone ferie, veramente. Grazie. Perché veramente penso che lo meritate anche di più, ma soprattutto ecco, di riuscire a capire l'importanza di dare anche delle spiegazioni a queste persone che non hanno purtroppo punti di riferimento. Per questo vi invito e veramente come riuscite a spiegare in maniera molto semplice, perché è questo il metodo per far capire ai nostri diversamente giovani come comportarsi. Prego, dottor Mantovan, come ci saluta? Allora, io saluto lei, le faccio sempre molti complimenti per questa trasmissione che ha il grande pregio della semplicità e di arrivare al cuore delle persone semplici, che sono le persone che girano attorno a noi e che spesso hanno più bisogno, anche appunto come dice lei, soprattutto i diversamente giovani che hanno parecchie problematiche e difficoltà in un mondo che si evolve verso le grandi tecnologie. Se lei viene a sentire che per collegarsi, per fare una visita in telemedicina adesso ci vuole lo SPID, facciamo la visita in telemedicina al diversamente giovane che deve cominciare a entrare col telefonino. Ma ho qualche dubbio, speriamo di riuscire a semplificare le cose. Grazie al dottor Roberto Mantovan, primario di cardiologia all'ospedale di Conegliano, di essere stato con noi, veramente grazie e chapeau anche dottor Mantovan per come sa spiegare e indicare anche i percorsi per una vita migliore, più serena, perché dobbiamo farli atterrare dolcemente questi diversamente giovani e non violentemente come qualcuno sta facendo, perciò la ringrazio veramente tanto. Grazie, pubblicità. Non lamentatevi questa mattina perché a casa, comodi, mi metto a disposizione le nostre eccellenze del territorio. Abbiamo in presenza questa mattina il dottor Carlo Cernetti, primario di cardiologia all'ospedale Canfoncello di Treviso e non solo, adesso vi spiegherà anche al San Giacomo di Castelfranco Veneto e non solo perché abbiamo bisogno di sentire da loro, dagli addetti ai lavori, cosa sta succedendo nella sanità. Questa sanità che ha dei numeri incredibili, con una popolazione sempre più diversamente giovani e quello che io spero questa mattina è di farli atterrare dolcemente e non violentemente. Non hanno il medico di famiglia, non sanno a chi rivolgersi. Ecco, io ho detto prima, ecco, poi vi presento anche gli altri ospiti, ma devo parlare in fretta perché il tempo è tiranno, che forse più delle case di comunità servivano servizi alle persone, implementare le farmacie, dare questo servizio a questa persona che ci ha fatto diventare grandi e qualcuno se lo dimentica. Saluto anche il professor Luca Agostinetto. Buongiorno professor Agostinetto, grazie di essere qui, professore ordinario di pedagogia generale, grazie a lei. Saluto anche Enrico Giacomini con la dottoressa Francesca Fuss, mi scusi se sbaglio, presidente Ronda della Carità di Verona, educatrice e referente comunità Consiglio Associazione Ronda. Perciò parleremo con persone che sanno cosa sta succedendo nel territorio. Ecco, io sono molto preoccupata, ve lo dico tutte le mattine, ma speriamo che qualcuno cambi. Adesso c'è aria fresca anche in regione, vedremo se arriverà anche da noi, perché io ieri ho il banco alimentare aperto
Perciò io inviterei i politici a fare un giro non solo al mio banco, ma a tutti i banchi alimentari, le parrocchie, per vedere cosa succede a queste famiglie che non sono barboni. Sono famiglie per bene, persone per bene, che nonostante i 2 lavori non riescono ad arrivare a fine del mese, non sanno adoperare i nuovi strumenti a disposizione per telemedicina e tutte queste cose. Sono i nostri diversamente giovani che oltre a chiamare il figlio o la Mirella non sanno avere altri numeri, e soprattutto la grande tecnologia che abbiamo, si parla di intelligenza artificiale, di robotica, di domotica, e queste persone sono completamente lasciate sole, mancano i medici di famiglia e mancano i punti di riferimento. Dottor Cianetti, dottor Carlo Cianetti, cosa ci dice? Cosa vede? E lei è un cardiologo, perché veramente il cuore comincia a pulsare a 1000 velocemente, perché con gli esempi che vediamo questi sono le paure che abbiamo. Prego. Devo dire in breve questo, che è quello che penso profondamente. Stiamo vivendo un'epoca straordinaria per molti aspetti, cioè nella storia dell'evoluzione umana non si era mai riusciti a fare in medicina quello che facciamo oggi, nel senso che in questo territorio, nella nostra regione, nella nostra azienda Ulstue Marca Trevigiana, la verità è che i sistemi di urgenza e emergenza, ad esempio, che abbiamo, se li sognano molte aree europee, molte aree avanzate anche negli Stati Uniti. Quindi abbiamo delle cose straordinarie a cui si affiancano, come sempre succede nelle grandi rivoluzioni, dei cambiamenti che non è facile né per chi amministra gestirli, né per chi li riceve, cioè la popolazione, capirne l'impatto. Cosa penso? Penso che come sempre il tempo sarà straordinario nel generare equilibrio. In mezzo è chiaro che delle sofferenze ci sono, però dobbiamo stare attenti al nome sofferenze. Le sofferenze ci sono, quelle vere le abbiamo anche nel nostro territorio, ma devo dire che per fortuna il nostro territorio è di nuovo famoso in Europa per essere un territorio dove le associazioni di volontariato sono tra le prime e quindi vanno a colmare queste aree di forte difficoltà. E abbiamo dall'altra parte un sistema pubblico regionale che ancora, con tutte le sue difficoltà, nessuno ovviamente le nasconde o le nega, però eroga tantissimo. Ad esempio, e quindi torno con un senso di realtà molto veloce alla mia realtà quotidiana, io guido 2 cardiologie straordinarie, quella di Treviso e quella di Castelfranco Veneto, che coprono un territorio di oltre 800.000 abitanti e che erogano circa 7.000 ricoveri all'anno. Treviso fa circa 60.000 prestazioni ambulatoriali col suo centro cardiologico, Castelfranco con i suoi ambulatori ne eroga oltre 25.000, quindi mettete insieme i numeri, stiamo parlando di numeri che consentono alla stragrande maggioranza della popolazione, anzi a tutta, facendo il famoso 118 e dicendo di star male, di accedere in pochi minuti a strutture come la Cittadella della Salute, come l'ospedale di Castelfranco, dove ci sono sale operatorie di emodinamica H24 che trattano una delle patologie peggiori che possa colpire un individuo, che sono l'infarto miocardico acuto e l'ictus. Ora, mettere in piedi queste reti, io sono del 1967, per fortuna ne ho ancora 58, ma a breve anche il mio orologio scatterà di un'ora in avanti. Ma mettere in piedi queste reti, io ho partecipato, ho assistito all'evoluzione. Se voi, io sono entrato in ospedale nel 93, se facciate il 118 e chiamavate per un infarto, vi dicevamo bello, bene, ma non facevamo assolutamente nulla. Adesso, quando voi fate quel numero magico lì, viene immediatamente identificato il problema, l'operatore vi manda un'ambulanza con una tipologia di equipaggio dedicata a questo tipo di emergenze, vi viene fatto l'elettrocardiogramma nel posto dove vi trovate, viene teletrasmesso alla cardiologia di riferimento che attiva gli operatori da casa, se è notte o festivi, e si fanno trovare in 20 minuti pronti a operarvi quando voi arrivate in ospedale. Guardate che questi sistemi qui non li ha nessuno, neanche le persone più ricche del mondo possono permettersi un sistema così. Quindi prendete il pacchetto tutto insieme. Il pacchetto tutto insieme è che noi dobbiamo lottare
per continuare ad avere questi servizi. Sarà una cosa semplice? Non lo è semplice. Non è niente semplice oggi, ma noi siamo una popolazione non fortunata, molto fortunata. Per le prestazioni ambulatoriali devo dirvi che ci sono purtroppo persone che ne abusano. Ci sono persone che vengono a fare l'ecografia 4 volte all'anno al cuore, che non serve a niente, perché ormai la popolazione si è messa in testa che se non fa una volta all'anno la visita cardiologica e 2 volte l'ecografia al cuore si muore. Vi do una brutta notizia, io vi posso fare la visita oggi e questa sera ci lasciate le penne. Cioè le visite cardiologiche e le ecografie, gli holter, tutto quello che mi viene in mente non sono salvifici. L'importante è avere un buono stile di vita, essere equilibrati nella propria esistenza e chiaramente ricorrere alle cure mediche quando è indicato, utilizzando il filtro della medicina di famiglia che è in sofferenza, ma anche lì molti giovani stanno per entrare nel sistema. Bisogna dargli il tempo anche a loro di capire dove sono, ma io penso che questa terra che nasce dalla Repubblica Veneta, che ha una storia di 1200 anni, e voglio ricordarle, Mirella, che il primo Ministero della Sanità Pubblica al mondo è stato fatto dalla Repubblica di Venezia, sapete quando? Nel 1050, cioè quando gli altri si infilavano le lance nelle orecchie, la Repubblica ha istituito il primo Ministero della Salute, tassando i patrizi per offrire dei servizi pubblici a tutti i residenti. Quindi abbiamo problemi da risolvere? Certo. Sono risolvibili? Secondo me sì. Ci vuole tanta pazienza e la resilienza che ha sempre caratterizzato il popolo veneto. Quindi non urlare, non pretendere, ma essere parte del problema, perché insieme soluzioni le troviamo e nel frattempo ricordatevi che abbiamo tanto. Allora, avendo sentito questo, io chiedo a Enrico Giacomini, che è presidente Ronda della Carità di Verona, non a caso vi ho invitato assieme a Francesca Fuss, quello che però mi preoccupa. È vero quello che ha detto il dottor Ciannetti, sposo in piedi, non c'è nessun problema. Il problema è quando vai a casa, dottor Ciannetti. Voi fate il grande intervento, riuscite benissimo, questa persona esce nuova quasi perché la girate, specialmente con il cuore, poi va a casa e succede il dramma. Io anche ieri ho avuto una persona che ha telefonato dove non c'è nessuno che si occupa di lui, perché è solo, perché i presidi non arrivano, tutti passano il cerino. Allora io faccio il grande intervento, io ho la grande struttura, io ho il grande chirurgo, ma poi mi manca il servizio a casa e cosa faccio? Dove vado a fare la riabilitazione? Chi me la fa fare? Perché ho bisogno di questo, se no l'intervento non funziona più. Allora sentiamo cosa mi dice Enrico Giacomini, poi sentiremo se si riuscì a collegarsi il professor Luca Agostinetto. Allora, Enrico, cosa mi dici? Ecco, tante belle parole, è tutto vero, però poi quando tornano a casa questi pazienti che non hanno familiari, non hanno persone, stanno al 4º piano, non riescono a fare le scale, come la mettiamo? Prego Enrico. Allora, intanto vorrei chiarire subito un qui pro quo. Noi ci occupiamo di dare aiuto alle persone in stato di grave emarginazione, in particolare alle persone senza dimora. Quindi da un punto di vista dell'assistenza sanitaria alle persone che rientrano da un intervento o altro non è la nostra competenza. La nostra competenza è quella di fornire a persone che non entrano assolutamente nel circuito della sanità la possibilità di ottenere delle cure sanitarie comunque per il tramite di altre associazioni con cui noi abbiamo fatto rete e che sono associazioni di medici che offrono il loro contributo gratuitamente per aiutare appunto queste persone. Mi riferisco a CESAIM e a Medici per la Pace in particolare, con i quali abbiamo attivato una serie di iniziative, tra le quali anche la possibilità di vaccinare queste persone che appunto non avrebbero altrimenti la possibilità di accedere ai servizi sanitari se non in modo emergenziale tramite un intervento del 118 o altro. Quindi ecco, vorrei dire, noi ci incontriamo anche persone che abbiano necessità di cure sanitarie. Faccio un esempio:
c'è una persona che necessita per delle problematiche sanitarie gravi legate a un diabete, di accedere alla camera iperbarica, l'unica che c'è in zona è a Villafranca di Verona, quindi a qualche chilometro. Purtroppo nessuna associazione riesce a garantire a questo soggetto queste cure. I nostri volontari lo accompagnano 2 volte alla settimana a fare queste attività, però, come dico, fa parte un po' di quella aiuto alle persone che noi incontriamo, che noi conosciamo, che noi però fondamentalmente la nostra attività è più legata alle persone che incontriamo soprattutto di notte. Vedi Enrico, però non hai ben capito il mio pensiero profondo, forse mi sono espressa male. Stiamo parlando di fragilità, Enrico, indipendentemente che siano nella strada, indipendentemente che siano nella casa, sono sempre soli. E là è il grande problema. E se io non ho qualcuno, che può essere il Banco Solidale, la parrocchia, voi, le vostre associazioni, io non ce la faccio da solo. Questo è il grande problema, perché sono fragili, non riescono a difendersi e di avere quello che ha la persona, diciamo, normale, perché mancano. Non sanno a chi rivolgersi. Siete voi che li andate a vedere, a trovare, a capire di cosa hanno bisogno. È quello che facciamo anche noi quando arrivano al Banco Solidale. Non è solo la borsa della spesa, è l'ascolto che devi dare a questa persona, che delle volte non basta la borsa della spesa, bisogna accompagnarla perché è completamente sola e non ha nessuno. Ecco il ruolo importante del mondo del volontariato, che dovrebbe unirsi, dovrebbe capire ognuno cosa fa, non essere così divisi come siamo, perché non conosciamo chi dobbiamo aiutare, lui non conosce noi, e allora perché invito tutte le associazioni? Per far capire cosa c'è nel territorio, che potrebbero aiutare anche queste eccellenze che abbiamo, che io ho tutte le mattine in trasmissione, perché se non conoscono non sanno. Eppure ci sono, voi l'avete detto, questi medici che si mettono a disposizione per aiutare le persone in difficoltà. Sentiamo cosa mi dice anche l'altra persona, Francesca Fusso. Dottoressa, cosa dice? Cos'è che vede lei? Cos'è che la preoccupa di più? Prego. Intanto buongiorno. Allora, mi preoccupa il fatto che tanti servizi alla persona vengono fatti dal volontariato, per cui io vedo che c'è un buco nel sistema di presa in carico e di cura della persona. Siamo in una società che è molto performativa e tutto funziona molto velocemente, però nell'ambito della presa in carico profonda delle esigenze primarie delle persone c'è proprio uno spazio vuoto, ed è lì che si infila il volontariato, fortunatamente, e fa un lavoro però che è enorme e che spesso non riesce a coprire tutti i bisogni, per cui ha ragione a preoccuparsi, è una preoccupazione che abbiamo tutti, e noi quello che possiamo fare, io credo che anche tutte le altre associazioni facciano veramente i salti mortali e del proprio meglio, ma finché lo Stato non ritorna un pochino, oppure non si occupa un pezzettino in più della presa in carico, soprattutto della salute, che è la parte fondamentale, perché il nostro corpo ci tiene in vita, per cui se questa parte manca non si costruisce nulla. Per cui benissimo le eccellenze, siamo molto fortunati noi, ma come dire, non riesce a fare star dentro tutte le persone. Grazie dottoressa, la ringrazio per queste parole, perché mi confortano molto. Il problema è che dobbiamo fare un cambiamento culturale, tutti quanti, perché abbiamo bisogno di questo, tutti quanti, di mettere la famosa goccia, e forse ce la faremo, anche perché abbiamo dei giovani che sono molto ottimisti. Certo. Ecco, loro sono ottimisti, credono nel futuro, e questo è veramente un bel segnale. Allora saluto il professor Luca Agostinetto, professione appunto ordinario di pedagogia generale. Professor Agostinetto, mi scusi, non è che abbiamo bisogno di una pedagogia sociale, di imparare a essere noi educati, capire cos'è l'educazione per la comunità,
l'umanità, il rispetto. Cosa ci dice? Che non sono mica così tanto felice in quello che vedo, ma soprattutto gli esempi che vogliono far vedere che sono sempre negativi, invece ne abbiamo tanti di positivi. L'associazione è un esempio, il dottor Ciannetti è un altro, ma tutti siamo degli esempi che mettiamo la goccia. Ce ne sono altri che potrebbero metterne molto di più. Ecco, dobbiamo fare un cambiamento culturale. Prego, professore. Sì, Mirella, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Ha proprio ragione, tutto un po' lo spirito della trasmissione, anche lo slot precedente, insomma, stiamo parlando di un cambiamento culturale che implica comportamenti più responsabili nei confronti della salute e della cura delle persone, come diceva anche la collega un attimo fa, della persona tout court, anche il suo benessere psicologico, sociale, di inserimento lavorativo, insomma su tutti i livelli. Io volevo sottolineare un aspetto, abbiamo parlato più volte di diversamente giovani. Queste persone diversamente giovani, tutti arriveremo ad essere diversamente giovani, ma tutti partiamo nell'essere prima bambini. Ecco, una società civile è quella che capisce che l'investimento nella prima infanzia è quello che poi meglio di tutti può prevenire problematiche future. Ci sono moltissimi studi che dimostrano che un investimento precoce nei 0-3 anni, quindi sto parlando proprio di quel periodo di vita, i famosi primi 1000 giorni, a cui noi pensiamo di solito piuttosto distrattamente o credendo soltanto che i bambini e le bambine abbiano bisogno di accudimento fisico, di coccole, di buon nutrimento, eccetera. Non è affatto così. Un investimento su questi bambini con esperienze significative, stimolazioni educative corrette, previene nel tempo anche la povertà. La povertà e il disagio sociale, perché questi bambini in questo modo sono facilitati a dotarsi di tutti quegli strumenti utili poi all'integrazione sociale. Al contrario, noi abbiamo grandi evidenze dove bambini in situazioni di povertà e quindi scarsamente stimolati, scarsamente esposti a buone esperienze educative, diversificate, socializzanti con altri bambini, si portano dietro questo gap per tutta la vita, una specie di peso che le persone poi si portano avanti e che per noi diventano difficoltà, problematiche sociali, devianza, insomma tutti costi enormi. Quindi servirebbe veramente un cambiamento di prospettiva dove investire bene all'inizio consente poi di risparmiare dopo. Chiaramente stiamo parlando su fasce di popolazione che non hanno voce e che quindi non votano e che quindi non possono protestare e ahimè, come succede anche nel mondo dell'associazionismo, del terzo settore, è lì che molto spesso avvengono i tagli della politica non avveduta, della politica senza una reale prospettiva. Molto chiaro, la ringrazio professor Agostinetto, ed è quello che vedo io al Banco Solidale, questi bambini poveri, tristi, molto bravi a scuola, devo dire la verità, perché non è che abbiano tante cose da fare, perciò si impegnano nella scuola, io dico sempre benedetta scuola, però la tristezza è quella che mi preoccupa. Io cerco anche di capire, professor Agostinetto, ma non vogliono giochi, non vogliono niente, non gli interessa niente, perché ecco, vivere quotidianamente la povertà, che non è la miseria, loro non sono nati nella povertà. Loro sono nati su un mondo che offre tanto e loro lo vedono e vedono all'interno delle famiglie che c'è questa mancanza, queste liti tra genitori. Io mi preoccupo sempre di sapere, ma litigate a casa, ditemelo, ecco, non praticano i centri estivi, non è così facile per questi bambini crescere bene, perché sono molto svegli, il professor Agostinetto. Noi li intervistiamo a 4 anni, racconto sempre quel bellissimo esempio di questo nonno che mi ha detto, sai, ero in pasticceria col nipotino, 4 anni, nipotino mi tira la giacca e mi dice, nonno, hai visto che c'è un Picasso appeso al muro? In effetti c'era una stampa di un Picasso. Ma perché? Perché la mamma lo porta a musei, gli spiega i quadri, capisce l'importanza, 4 anni, ma il bambino non capisce niente, gli passerà
No, come dice lei, professor Agostinetto, il trauma rimarrà, io li vedo crescere perché sono anni che vengono al banco e nessuno si occupa di loro. Questo è il mio dramma, a parte la Mirella che fa qualche domanda, ma e parlano pochissimo, sempre gli occhi bassi, fanno fatica a guardarti, ma non è che non vogliono guardare me, non vogliono guardare niente. Ecco, e chi è che si occupa di questi ragazzi? Allora abbiamo Paola da Padova. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, in effetti uno dei grandi tasti problematici per le persone, soprattutto appunto i fragili ai quali io appartengo, è quando si dimettono dall'ospedale, a casa non c'è nessuno perché sei sola, non perché non vogliono, ma perché per tragedie immense della tua vita sei rimasta sola, le persone sono morte in maniera molto prematura e traumatica, e quindi non fai le famose riabilitazioni, quindi oltretutto quando anche l'intervento non è andato bene, anzi è andato malissimo per grossi errori, sei fregato. E dopo anche al quale io ho appartenuto per una vita al mondo del volontariato, purtroppo non è affatto coordinato. Per esempio qua a Padova, perché parlo per la mia realtà, purtroppo sono padovana e sono a Padova, se sei al terzo o al quarto piano senza ascensore e non sei autonoma, ti dicono, se sei solo un pochino autonoma ma non completamente autonoma, noi non veniamo su al piano, deve presentarsi a piano terra e anche accompagnata, se no non ti porti nessuna parte. Poi non parliamo di chiamare a Croce Verde, che è il volo impegnativo del medico, bisogna prenotare 5 giorni prima, è tutto un disastro. Volevo già parlare prima, ma non stavo bene, quando non sto bene non riesco a parlare, fare una domanda comunque al dottore che mi ha coinvolto in maniera pesantissima. Allora, appena sessantenne, ha un malore davanti all'ospedale di Padova, viene portato dentro, giorno di lavoro e in orario diurno, si accorgono insomma che la persona sta malissimo, però non viene chiamato un cardiologo, poi la diagnosi è stata quella di fibrillazione ventricolare. Ma perché io sento, dottore, poi col senno del poi, naturalmente mi hanno telefonato a casa di tuo marito che è morto, da me non vede sta certo psicologi di sostegno, ma io sento tanto parlare della famosa macchina a cuore-polmone, perché poi io ho preso la cartella clinica che ho pagato 47 euro giustamente e ho fatto una visita privata con un cardiologo e mi ha detto proprio in maniera molto chiara che la situazione era sicuramente tragica, come tutte le fibrillazioni ventricolari, che non c'erano molte speranze, e se c'erano una speranza era probabile che, stando il cervello senza ossigeno, mi avrebbero dato un vegetale. A parte che magari uno ama tanto che comunque piuttosto della morte, però a parte questo la mia personale, ma perché in queste situazioni, quando sento che in altre stesse situazioni vengono tenuti in cuore e polmone anche dei mesi, perché non c'è un cardiologo che metta appunto a queste persone questa ventilazione meccanica, questa Grazie Paola, fammi rispondere perché vedi abbiamo anche tanti ospiti, ma ti do la risposta, almeno dottor, veda lei come vuole rispondere, prego. La signora Paola ha messo sul tavolo una tematica molto complessa. Quando prima vi ho parlato delle reti di trattamento dell'infarto e dell'ictus, dentro all'infarto c'è un capitolo particolare che si chiama arresto cardiaco extraospedaliero, che è un capitolo molto complesso che richiede una rete dentro la rete dell'infarto. Quello che diceva la signora è legato ad una tecnologia che oggi abbiamo, che è quella di poter applicare una macchina, la macchina cuore e polmoni, quando un paziente ha il cuore che non pompa più, che è in grado per un X numero di ore o di giorni di traghettarlo finché noi non ci inventiamo qualcosa o non capiamo qual è stato il motivo o il meccanismo dell'arresto cardiaco per poi fare altri tipi di interventi. In tutto questo la signora però ricordava che il vero punto è che quando tu hai un arresto i danni
ipossici, cioè da mancanza di arrivo di ossigeno al cervello attraverso il sangue, sono drammatici. Quindi questa macchina ha senso che venga messa solo se dal momento dell'arresto viene fatto un massaggio cardiaco efficace. Se questa cosa non c'è, tu metti la macchina, il paziente resta vivo, ma in realtà non c'è più, perché la sua anima se n'è andata, se crediamo che nel nostro cervello siano, diciamo, poste le nostre capacità cognitive che ci distinguono uno dall'altro. E quindi è una tematica molto difficile. È chiaro che è un dolore enorme quello che la signora ha vissuto, perché è una perdita improvvisa di una persona amata, che per noi purtroppo è una realtà quotidiana con la quale non è facile convivere. Però è un punto molto importante. Quando ci fermiamo, non abbiamo dei libri scritti, la medicina evolve e quindi noi cerchiamo di fare, e torno a dirvelo, in Veneto la signora si trovava a Padova c'è tra l'altro il centro per le assistenze e per i trapianti cardiaci, quindi è una realtà molto evoluta. E poi questo però porta ad altre considerazioni, e mi riaggancio anche al professor Agostinetto, che prima parlava di una cosa importantissima, l'allocazione delle risorse, e lo dico anche a lei, Mirella. Chi decide come vengono allocate le risorse? È verissimo, i bambini andrebbero coltivati, le scuole andrebbero coltivate. Io faccio interventi, ad esempio, a persone ultra ottantenni che sono costosissimi. Però la persona che si trova lì in quel momento, qualcuno gli potrebbe dire: guarda, non spendiamo su di te 100.000 euro e li usiamo per fare un progetto. Penso quanti bambini potresti educare con 100.000 euro. Sono questioni molto difficili, estremamente difficili, perché l'uomo è diviso tra un individualismo spinto, ognuno di noi vuole il meglio per se stesso. E credetemi, quando è ora di morire, nessuno vuole morire. Ve lo dico dopo 35 anni di professione. Tutti dicevano: ah sì, beh, ma quando è il momento? Quando si guarda la morte in faccia, ve lo dico, è uno dei primi nostri istinti. Nessuno vuole morire e vuole essere sottoposto alle migliori cure. Le migliori cure, guardate che sono costosissime. Parlavo ieri con un collega molto bravo, un oncoematologo, che mi spiegava come un trattamento per una forma di mieloma, un unico trattamento costa 400-500.000 euro per un individuo. Le cure oncologiche oggi costano centinaia di migliaia di euro all'anno per un singolo individuo. Però se tu non gliele fai, vaglielo a dire. E chi decide? Lei, Mirella, io, Carlo Cernetti? È molto difficile. Viviamo in un mondo in cui la tecnologia ci dà delle possibilità enormi di prolungamento della vita, abbiamo delle risorse ancora molto elevate, non sto dicendo che va tutto bene, ma abbiamo delle risorse. Guardate che questa terra è una terra con tante risorse. È chiaro che poi tutto non si può fare, si fanno delle scelte. Chi decide cosa è giusto fare con questi soldi? Non è semplice. Noi ci siamo dati un sistema che è il sistema regionale di Regione Veneto, che, come vi ho detto, ha una storia lunga. È perfetto? No, ma sono decisioni eticamente molto difficili, perché io sarei il primo, per esempio, a spostare molte risorse su un punto importante che secondo me vale la pena menzionare, Mirella. Non facciamo più figli, e se non facciamo figli non c'è futuro. E tutti invece vogliamo a 90 anni ricevere, ad esempio, una valvola cardiaca che costa 25.000 euro solo la protesi. E come la mettiamo? Tematiche molto complesse, per le quali, ecco, io invito tutti a non avere risposte facili, perché le risposte non sono facili, sono risposte che anche uno come me, che decide ogni giorno. Io ho circa con me un gruppo, guido un dipartimento che ha quasi 400 persone dentro e che ha molte risorse, ma non sono mai sufficienti. Però dopo ho un singolo paziente la mattina che ha delle esigenze, che mi chiede delle prospettive, e io devo decidere quanto investire sul singolo. Vi assicuro che dopo 35 anni di lavoro non è semplice, e quando viene banalizzata l'argomento questo mi offende e mi rattrista molto. È vero, come diceva la signora Paola,
è difficile poi far proseguire, come diceva lei Mirella, il percorso. Però vi porto la nostra esperienza. Noi abbiamo a Motta di Livenza un istituto riabilitativo. Tutti i pazienti che hanno malattie cardiovascolari, quindi dopo intervento cardiochirurgico, dopo un intervento cardiologico e un infarto importante, vanno tutti in regime di ricovero a Motta. Prima fanno ricovero da noi, terapia intensiva, reparto, e nel frattempo iniziano già un percorso riabilitativo, poi vanno a Motta, poi vengono seguiti anche nel tempo con dei percorsi ambulatoriali. È tutto? È perfetto? No, ma è tanto. Credetemi che è tanto. Certo è che dobbiamo migliorare e certo è che dobbiamo però anche decidere le regole di ingaggio di dove infilare i soldi. E questo è importante, secondo me, Mirella, e non è facile. Dottoressa Francesca, come commenta le parole che ha sentito? Prego. Sì, le commento in modo assolutamente sottoscrivo, nel senso che il professor Agostinetto ha centrato perfettamente non è un problema, è un'opportunità, nel senso che se tutto il mondo mettesse in pratica un'attenzione all'infanzia, soprattutto all'infanzia dei bambini dagli 0 ai 3 anni, in cui i bambini si sentano visti sotto uno sguardo di adulti che li vede nel loro profondo, che vede i loro bisogni, che vede la potenza e dei talenti che sicuramente sono custoditi dentro di loro, degli adulti che li circondano, che gli diano un esempio di un buono stare in questo mondo. Nessun problema, veramente, dalle guerre alla povertà al nulla esisterebbe più. È che dopo, quando si diventa adulti, ci si dimentica di essere stati bambini e dell'importanza fondamentale, cruciale che ha questa fase della vita. Certo. Io sono un'educatrice, lavoro con bambini, il mio gruppo di bambini ha dai 2 ai 3 anni e per me loro veramente hanno in sé il seme della vita, nel senso che loro possono diventare veramente ciò che noi siamo di esempio per loro, per cui è importantissimo. Proprio anche noi siamo volontari dell'Associazione Ronda della Carità. Cosa c'entra con l'infanzia? C'entra tantissimo, perché si parla in entrambi gli ambiti di cura, di avere nello sguardo una persona che, se vista nel modo giusto da piccola, non incontrerà problemi da grande. Non tutte le persone che vivono Francesca, scusa se faccio una parentesi, ma il tempo è tiranno. Come vedi questi bambini, Francesca? Cosa dicono questi bambini? Tu hai parlato da 2 a 3 anni, ma loro a quell'età sanno già adoperare i giochini. Ecco, hanno già i cellulari in mano e io vedo come smanettano. Cioè, cosa ci dici, Francesca? Allora, io dico che purtroppo sono gli adulti che glieli mettono in mano, per cui siamo noi l'errore, siamo noi lo sbaglio. Per cui noi glieli mettiamo in mano perché non vogliamo essere disturbati in pizzeria, al supermercato. Cioè è il mondo adulto che sta rovinando il mondo dell'infanzia. Per cui i bambini prendono qualsiasi cosa, noi gli diamo il bene e soprattutto il male anche. Per cui è un danno che diamo noi. Ai bambini vanno date le cose naturali, vanno dati i legni, i sassi, l'acqua, la sabbia, la terra, il bosco. I bambini Francesca, dobbiamo scriverlo a qualcuno, però siccome le telefonate alle volte non funzionano, meglio che andiamo a suonare il campanello. Dicevo, scusa, leggi questo che ho scritto per te, un progettino. No, perché veramente io sarei anche stanca di vedere le cose che si possono fare, chi le avrebbe voglia di farle e accantonare i progetti che possono essere utili. Questo è veramente un dramma che io vivo. I progetti utili quasi sempre vengono accantonati, quasi sempre. E allora basterebbe stare nella semplicità. Bravissima. Più le cose sono semplici, più funzionano, anche e soprattutto per i bambini. Sono sicura. Zanetti, prego, Mirella. Pronto? Ciao Mirella, buongiorno. Sì, ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Allora, sono stata 2 settimane fa a Castelfranco da un cardiologo e fare l'elettrocardiogramma. Sono stata contenta, veloce, hanno fatto tutto bene,
Perché era a Castelfranco, specializzati, bravi e posso dirlo 3000 volte al San bravi. Giacomo. Grazie Mirella, grazie, fammi andare avanti, penso faccia Grazie piacere mille, signora. anche al dottor Cernetti, perché la verità è, ma loro sono così, loro sanno ringraziare quando le cose vanno bene, hanno insomma, anche il coraggio di dire le cose che vanno male. Allora, professor Agostinetto, è importante quello che ha detto sia il dottor Cernetti ma anche Francesca Fuss su quella che è l'educazione, il cambiamento culturale di questo bambino e le risorse, che Mirella. già a 4 anni veramente può fare tante cose, può capire tante cose, è l'adulto che lo blocca, è l'adulto che non vuole mettersi in gioco, è l'adulto che non lo segue, e loro hanno bisogno di questo, di essere accompagnati. Ecco perché ho detto che ci vuole una pedagogia sociale. Prego, professor Agostinetto. Sì, grazie. Beh, innanzitutto certamente ci vuole una prospettiva sociale. Noi siamo individui e siamo animali sociali. Parliamo di prospettiva ecologica, per cui tutti noi cresciamo all'interno di un sistema complesso di ambienti. Tanto più sono funzionali a un'evoluzione positiva questi ambienti, tanto più assecondano le nostre inclinazioni positive. Al contrario, situazioni di deprivazione, di problematica, di tensione ci ostacolano nel nostro sviluppo, e poi noi come individui, pur nel libero arbitrio, tendiamo a vivere la nostra vulnerabilità, che è una condizione umana, che diventa fragilità e può diventare appunto problematicità e diventare parte di quel problema. Quindi ecco, dovremmo entrare in una prospettiva ecologica dove aiutare le persone significa creare degli ambienti favorevoli. Io sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il dottor Cerletti, cioè innanzitutto è importante non banalizzare questioni che sono complesse e evitare populismi e risposte semplici. Ma il grande tema rimosso, che dovrebbe invece essere il primo tema pubblico, è quello dell'allocazione delle risorse. E noi siamo esseri umani e ci distinguiamo dagli animali proprio perché non scadiamo in una pura logica competitiva del più forte. Ci occupiamo di tutte le bambine e bambini, anche quelli più fragili, evitando una selezione naturale. Siamo esseri umani perché ci occupiamo anche dei bambini disabili o delle persone con disabilità o con problematicità e vulnerabilità sociale, pensiamo appunto agli anziani. Questo ci fa esseri umani e le nostre società dovrebbero essere organizzate in questo senso. Bisogna ammettere che ogni tanto le priorità politiche diventano piuttosto disumanizzanti. Per cui io sono convintissimo che il benessere, che passa attraverso, dal mio punto di vista, la salute in primo luogo e l'educazione in senso lato in secondo luogo, attraverso appunto l'educazione 0-3, ma poi la scuola, ma poi le opportunità formative, ricreative, aggregative, dovrebbero essere prioritarie in una società civile. Io vedo che nel dibattito pubblico queste cose in realtà non ci sono, non spariscono. Ecco perché allora, Mirella, come diceva lei, dovremmo riattivare una sensibilità sociale, perché poi noi siamo cittadini e eleggiamo le persone che la maggioranza riesce a votare, che siano sensibili realmente al benessere delle persone, a partire dalle più fragili, e a creare una società realmente umanizzante. Io sono convinto che si può fare, le risorse ci sono, siamo in un'epoca tutto sommato di benessere, spesso vengono utilizzate molto male. Ecco, credo che questo sia un pochino no, professor Agostinetto, allora adesso lei mi tira per i capelli e sa com'è Mirella. Il problema è che noi ci siamo, professor Agostinetti. L'abbiamo dimostrato anche durante il Covid. Chi è che andava a portare a casa alle famiglie la borsa della spesa, le medicine, a dare la sensazione di non essere soli? Mondo del volontariato. Io non vedevo in giro politici che facevano questo. Eppure cosa hanno fatto, professor Agostinetto? Ci hanno segato completamente, mettendo una burocrazia che non riusciamo più a superare. Tanti hanno lasciato, perché il mondo del volontariato è fatto quasi sempre da persone diversamente giovani, che non sono strutturate per rimanere a galla. Loro lo sanno benissimo, perché vogliono fare il re, la regina e i principini, tutto il resto è noia. Poi faranno i conti però, perché poi i numeri sono importanti, perché quel fisico che ho avuto ospite mi dice sempre: Mirella, fatti dare i numeri parlano chiaro. Certo. Quando non avranno più questi numeri, quando non alzeranno più il telefono, lo alzeranno e nessuno risponderà, forse si renderanno conto.
Perché noi paghiamo per fare i volontari, professor Agostinetto, noi paghiamo per fare i volontari, dobbiamo girare col commercialista e con l'avvocato dopo quello che abbiamo messo nel piatto. Presidente, adesso sento anche Enrico Giacomini, ecco, voi che siete nel pezzo, che capite, adesso io ho letto ieri i numeri che a Treviso arriveranno 700 persone per raccogliere l'uva, dove le mettiamo? Ecco, che dignità daremo a queste persone che arrivano? Se si faranno male, dove le accoglieremo? Sentiamo il Presidente Enrico Giacomini. Sì, il problema è proprio questo. Noi abbiamo necessità di questa manodopera, ma poi ce ne disinteressiamo dal momento in cui interrompono l'orario di lavoro e tornano non si sa dove. Come dico, noi ci occupiamo prevalentemente di persone senza dimora, abbiamo tra i nostri amici di strada, così come li chiamiamo, persone che lavorano in primarie aziende veronesi con regolare permesso di soggiorno, ma non hanno un luogo dove stare. E vi assicuro che non avere un luogo dove stare, non avere un bagno dove fare la prima igiene personale al mattino o alla sera quando si torna è estremamente disumanizzante e foriero di tutta una serie poi di conseguenze sulla persona. Noi, che siamo più di 500 volontari, ci attiviamo per fare tutta una serie di servizi che mirano a integrare e a portare queste persone ad uscire da questo stato di difficoltà. Tra i nostri progetti c'è anche, nella realizzazione della nostra nuova sede, Casa Ronda si chiamerà, una zona di co-housing per dare ospitalità ad almeno una decina di persone. Al momento l'ospitalità a persone che hanno regolare lavoro, permesso di soggiorno, che sono arrivate col decreto flussi e tutto eccetera eccetera eccetera, sono fornite solo da cooperative sociali, da case del migrante, strutture in parte o meno sostenute da associazioni di stampo religioso o come noi a partitiche e a confessionali. Questo è il vero problema. Poi, per quel che riguarda anche quello che diceva il professore prima sulla denatalità, è chiaro che in questo momento gli unici che contribuiscono a rallentare questi flussi sono spesso i migranti, per i quali però non è prevista una politica adeguata relegata all'integrazione e alla risoluzione delle loro problematiche. Quindi, come spesso appunto si dice, la politica preferisce spaventare, creare quello stato di insicurezza, di paura, piuttosto che tentare di risolvere. E non sono problemi semplici per cui non esistono risposte facili. Bisogna lavorare e comunque Verona sarà per il 2027 capitale del volontariato. La nostra città ha circa 80.000 persone che si dedicano al volontariato e questo per me è un segnale forte, importante, che lavorando con questo tipo di atteggiamento, con la voglia anche di aiutare le persone a uscire dalle difficoltà. Faccio un esempio: noi collaboriamo con 1000 associazioni e ci occupiamo di dare loro l'avvocato di strada, la consulenza burocratica, la ricerca del lavoro, la ricerca anche dell'abitazione, l'aiuto sanitario, come si diceva prima, eccetera. Sono tutte queste attività, perché Ronda è nata dando la coperta e il piatto di pasta, ma non basta. Cioè bisogna andare oltre, bisogna creare dei sistemi integrati che si occupino delle persone a 360 gradi, se vogliamo farli uscire dallo stato di difficoltà. Altrimenti poi ci ritroveremo sempre con le persone per la strada che purtroppo cadono in preda all'alcolismo o altre patologie che poi ci fanno percepire la parola degrado, che potrebbe essere
se non eliminata, perlomeno attenuata. Grazie Enrico, veramente molto chiaro, e ti ringrazio anche per i numeri che hai dato, che hai stupito anche il dottor Cernetti, perché sono dei numeri veramente importanti. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella e i tuoi graditissimi ospiti. Allora Mirella, ti ho detto una volta che noi casalinghe ogni mattina veniamo a scuola nella tua trasmissione e c'è sempre da imparare e da sapere qua, perché non ho mai sentito che una valvola costi 25.000 euro, o mi sbaglio? Ho capito male? Ho capito perfettamente, l'intervento costa quasi 50.000 euro nella sua complessità. Pensi. Allora, dico ai tuoi medici, a chi viene ospite a casa tua, diciamo, che li ringrazio perché noi non sappiamo quello che avete studiato voi. Noi sappiamo far da mangiare, cucire, mettere su un bottone, però io vado a scuola tutte le mattine e se non guardo al mattino, Mirella, sai che io lo guardo al pomeriggio con l'internet. Che forte. E ti dico ancora che sono contenta che mettete i sottotitoli quando guardo al pomeriggio. Vi ringrazio. Ciao cara Giusy, grazie. Beh, il problema è che io non devo essere fortunata, lo dico a Enrico ma lo dico anche al professor Agostinetto e anche al dottor Cernetti, di avere quello che ho perché sono in quella città, sono in quell'ospedale, ho quei medici, o sono bambino, perché io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E questo non succede purtroppo. È questo il grande dramma che io vivo. Allora io ho persone che vengono al banco solidali che non sono di Treviso, perché noi siamo Rete Veneta. Io sono aiutata da questa grande famiglia. E io accolgo queste persone, perché non devo dare la borsa della spesa se hanno bisogno della borsa della spesa o dell'ascolto oppure di qualcosa. Perché funziona così. Vedi Enrico, tu hai parlato di Verona, io non posso dire della mia città la stessa cosa che hai detto tu, perché vedi, anch'io ho provato a fare qualcosa, mettere, qua lo dico anche al professor Agostinetto, voglio sapere proprio cosa mi risponde questa goccia, nel senso che un giorno mi sono stancata di vedere questi ragazzi, questi uomini, distesi per terra sotto la chiesa di Santa Lucia. Dopo giorni e giorni davanti alla prefettura di Treviso ho preso il furgone, li ho caricati e li ho portati su un albergo, perché avevo ricevuto la telefonata di un imprenditore che mi ha detto: io non voglio essere messo in evidenza, sapere chi sono, ma io voglio aiutare, voglio dare 2 o 3 giorni di serenità, una settimana di serenità a questi ragazzi. Perciò portali in albergo, fagli dare una pulita, fagli mangiare. È successo il finimondo. Mi sono venuti addosso, professor Agostinetto, i famosi razzisti veneti, quelli che dicono prima i veneti, prima noi, come che io avessi impiegato i soldi del 5 per 1000 per darli a queste persone, come avessi fatto un qualcosa di estremamente sgradevole ai loro occhi solo perché avevo fatto da tramite tra questo imprenditore e questi ragazzi. Ma non solo, mi è venuta addosso anche la Chiesa, una parte di preti. Cosa ho fatto? Non vogliono parlare con me, non vogliono... perché avevo cercato di dare dignità a queste persone. Però cosa succedeva? Che queste persone andavano a lavorare. Perciò io al mattino dovevo andarli a prendere alle 5 del mattino, perché questo albergo non era a Treviso, perché a Treviso non ne ho trovato uno. Fortunatamente questo presidente degli albergatori di Treviso, che è stato rieletto, Giovanni Cher, ha capito invece l'importanza del gesto e ha detto vieni da me, li ha portati a Villa Fiorita. Ma a Monastere non c'è questo trasporto che si può fare alle 5 del mattino, perché loro dovevano prendere il treno alla stazione di Treviso e andare a Conegliano a lavorare. Anzi, lo dico tutto allora, qualcuno, poveretto, si portava anche l'acqua, perché dove lavorano non gli danno neppure l'acqua. Poi alla fine del lavoro li facevano pulire la piscina, la villa, perché funziona così, funziona così. Ma allora bisogna avere il coraggio di dirlo come fa Mirella, ma io non ho avuto paura, sono stata attaccata pesantemente sui social, io non li guardo neanche, ma chi se ne frega dei social, però sapevo di aver fatto una cosa importante, di aver tolto il coperchio su questa veramente cosa indegna che succedeva nella mia città.
Tanto è vero che poi è successo di tutto e di più, però ho avuto il coraggio di alzare il coperchio, di andare a vedere la situazione, e loro sono in balia del mondo, sono in balia dell'alcol, della droga, del nemico dietro l'angolo, dello sfruttamento, non parlano la lingua, perciò devono veramente appoggiarsi a qualcuno che è qua da anni, perciò diventa il capetto. Gliel'ho detto a questo: guarda che tu sei un capetto, ma chi se ne frega di te, perché veramente poi arrivano le minacce, arriva la paura, quella che non ha Mirella, non so, forse purtroppo magari ne avessi un po', sarebbe anche meglio. Ma perché c'è questa cattiveria, professor Agostinetto? E sa dove l'ho notata? Sui diversamente giovani, più che sui giovani. A una certa età, mentre il giovane accoglie, è molto più aperto, qui è casa mia, è tutto mio, guai se me lo tocchi, anche se di tuo non tocco niente. Allora capisce che si fa fatica a fare il cambiamento culturale, perché queste sono le famiglie, famiglie. Allora, professor Agostinetto, poi andiamo dal dottor Cernetti. Prego. Certo, Mirella, grazie. Come sa, io mi occupo di pedagogia interculturale come principale ambito di ricerca, quindi queste sono tematiche per noi molto, molto vive. Non è un difetto del sistema, purtroppo, perché sarebbe bello pensare che sia un incidente, è una strategia molto chiara. Mirella non ha paura, ma le persone hanno paura. La paura è quella che meglio consente di controllare, governare e acquisire consensi. Serve sempre un capro espiatorio e tradizionalmente nelle società moderne è lo straniero. Lo straniero è necessario, è indispensabile, le nostre economie non si reggerebbero altrimenti. Noi abbiamo 2,5 milioni di lavoratori stranieri in Italia, in settori già che sono carenti di personale, per cui senza quelli il nostro sistema crollerebbe. Non siamo solo in un inverno demografico, siamo in una glaciazione demografica, per cui senza i bambini di origine straniera nati da genitori stranieri o arrivati in Italia da bambini, noi avremmo chiuso non so quante scuole, non so quanti servizi, quindi noi abbiamo necessità degli stranieri, ma li usiamo come capri espiatori per generare quel senso di paura ed affidarci poi a taumaturghi politici di vario ordine. E invece bisognerebbe imparare la convivenza, che non è semplice, che vuol dire prendersi cura anche dei più fragili, che vuol dire entrare in un'ottica autenticamente inclusiva, reciproca, quella che veicola, come dice lei, il mondo del volontariato, cioè di chi decide di occuparsi degli altri non per dovere, ma per senso di responsabilità. Questo è un altro aspetto profondamente umano. Da dove iniziare? Se molta informazione e molta politica diseduca, noi dobbiamo remare dalla parte opposta. Io sono in realtà positivo, sono convintamente positivo, perché nonostante quello che vediamo e che lei ha raccontato e che si può vedere ovunque, nonostante i tagli che ci sono, li abbiamo ricordati prima, al volontariato, ma al terzo settore, ma alla scuola e all'università, alla sanità, e la sanità privata non è un'alternativa, cioè un'alternativa esclusiva per pochi, nonostante questo noi abbiamo i numeri dei volontari che ci sono. A Padova abbiamo 400 ragazzi all'anno che si iscrivono a Scienze dell'Educazione per fare l'educatore. Tra Padova e Verona abbiamo 400 ragazzi che vogliono diventare insegnanti dell'infanzia e della scuola primaria. Insomma, c'è un mondo contrario a questa deriva, si tratta di coltivarlo e si tratta di riuscire a prendere e a dare voce. Questo è il passaggio che secondo me manca ancora. Le risorse e le potenzialità ci sono. Io credo che il suo esempio, Mirella, sia rappresentativo. Da dove partire? Da noi stessi. Io in aula, il professore nel suo studio, lei in realtà di volontariato, lei nel suo studio, cioè ognuno cerchi di fare il proprio pezzetto perché diventi sistema, e un po' alla volta, che umanamente ogni tanto noi dobbiamo arrivare al fondo, le società devono arrivare al fondo per risollevarsi, invertiamo un pochino questa tendenza che a me sembra veramente disumanizzante. Crediamoci e cerchiamo di dar voce, di prendere voce a queste istanze. Sì, ma vede, il problema è che io sono impressionata, professor Agostinetto, quando vedo quell'esempio di quel ragazzo, quell'uomo che è morto. Lasciamo stare l'inchiesta, lasciamo stare tutto, però non possono capovolgere le immagini sono quelle.
è inutile che ce la girino, che, per carità, adesso vedremo, però io vedo quei giovani che vedono quell'esempio. Ecco, quello mi fa paura, i giovani che vedono quell'esempio, perché io riascolto questi giovani e non vogliono vedere. Io spero, Mirella, che ci sia la capacità di indignarsi, che ogni tanto noi ci giriamo dall'altra parte, invece dobbiamo recuperare la capacità di indignarsi. E attenzione, perché l'altro male strisciante che stiamo seminando come adulti, e ne siamo responsabili, è proprio quello dell'apatia, dell'indifferenza, della sovrabbondanza del male, che ci fa sembrare tutto ineluttabile. Grazie, aspetti che devo correre, professore, perché l'ora è volata. Vorrei sentire anche cosa ne pensa il dottor Cernetti, perché poi è la sanità che arriva, è la sicurezza di andare in mani sicure, come quando entriamo in sala operatoria. Una volta avevamo il terrore solo passare davanti alle sale operatorie, poi grazie alle telecamere che sono entrate, anzi, professor Cernetti, se qualche volta mi portasse anche un video, visto che qualcuno vuole l'adrenalina, gliela facciamo provare, perché noi siamo curiosi anche di capire. Quando siamo curiosi e riusciamo a capire, abbiamo anche meno paura, però non so, non ci fanno mai vedere niente. Invece le telecamere sono fondamentali, perché vedi il tuo corpo umano, come reagisce, cosa fanno. Cosa dice professor Cernetti? Perché volevo anche sentire l'importanza, ecco, del chirurgo, del cardiochirurgo. Certo, devo dirle questo, che cerco di essere il più equilibrato possibile in un tema in cui non è facile esserlo. Oggi il tema dell'umanizzazione delle cure negli ospedali è un tema importantissimo per noi. Io penso che ci sia un aspetto individuale di comunicazione, di affettività che difficilmente puoi trasferire. A dire che ognuno di noi è dotato di alcuni strumenti, come è stato detto molto bene, si può migliorare o amplificare, ma se uno non ha gli strumenti è difficile riuscire a farglieli inserire dentro. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando io entro in sala, qualsiasi sia il giorno o l'ora o il momento, la prima cosa che faccio vado a presentarmi al paziente, perché spesso i pazienti ci vedono entrare, ma molti colleghi, io provo ovviamente a educare tutti i miei medici a fare una cosa che mia madre mi ha insegnato da bambino, cioè quando tu entri in una casa dici buongiorno e dici chi sei. Se io ti devo mettere le mani addosso e operare, mi sembra quasi stupido dire che ti dico buongiorno, guardi che io sono dottor Cernetti, starò per farle questo intervento, la guardi in faccia e metti una mano addosso al corpo. Questo genera un contatto che è fondamentale, che la tecnologia rischia un po' di far perdere, cioè spesso oggi le nuove generazioni di medici pensano che ci sia uno strumento tecnologico che va a ottemperare a questa invece necessità umana. Non c'è, cioè noi finché saremo noi, io credo che AI caricata negli umanoidi sia una nostra evoluzione o una convivenza, poi tra 1000 anni non lo so chi resterà di noi due, però di sicuro è un'evoluzione. Ma noi abbiamo ancora bisogno di un contatto fisico. Quando quindi tu entri in contatto, è vero, far vedere può essere utile, sì, può essere utile, ma io penso che si è perso fondamentalmente, vi ripeto, io vivo in ospedale da 35 anni, la comunicazione non era rumorosa, non passava per le televisioni, passava che io la guardo, lei mi dice la sua sofferenza, io l'ascolto, non tanto tempo, bastano 5 minuti in cui però la guardo e l'ascolto, non nel frattempo sistemo, scrivo, sposto, aggiusto il cellulare, guardo lei e sto solo concentrato su di lei e metto una mano addosso a lei, la visito, la ascolto e creo questo rapporto magico. La bellezza di fare il medico ha insita questa cosa quasi sacra, che nasce come sacra e deve rimanere sacra. Lei dà in mano la sua vita a me. Quando lei viene nella mia sala e io la opero, lei si mette nuda sul lettino, che già mettersi nudi su un lettino non è un gesto banale. Io quando sono nudo ovviamente è una condizione in cui sono totalmente esposto a qualsiasi azione offensiva degli altri. Invece lei viene da me, si mette nuda e si affida alle mie mani, alle mie cure.
Questo è qualcosa di sacro che non deve mai essere perso e che nessuna tecnologia andrà mai a violare. La tecnologia potrà aiutare me ad essere più preciso, tutte le indagini che noi facciamo hanno marginalizzato l'errore, ma il gesto e la necessità mia di capire chi è lei, perché se la opero devo capire, sì è vero che è un problema al cuore, ma per curarla bene devo capire al di là del suo cuore chi è, perché Mirella ho capito che non è uguale a Carla e quindi devo capire chi è lei e farla entrare in sala operatoria a suo agio. Questa è una sfida straordinaria. Io penso però che ci debba essere un'educazione per noi medici e per gli infermieri. Gli infermieri sono molto più bravi in genere. Perché? Perché io quando educo i giovani medici gli dico: se voi non parlate con gli infermieri, non avete un buon rapporto con gli infermieri, loro non vi diranno mai niente dei malati, perché chi vive con i malati sono gli infermieri e anche gli operatori sanitari. Sono due categorie che stanno col paziente. Noi arriviamo, facciamo, ma poi andiamo via. Non sappiamo cosa succede prima e dopo. La cosa più bella per me è sentire l'armonia all'interno delle strutture che guido e sapere che se c'è qualcosa che non va, nessuno ha barriere nel venirmi a parlare, nel dirmelo. Coltivare questa cosa è faticoso, sì, lo è faticoso, devi mettere un po' da parte il tuo ego e far emergere altre buone qualità, che però a sera in realtà ti ridanno indietro, come quando lei ha fatto questa cosa di aiutare chi è in difficoltà, che vale molto di più. Chiudo dicendo una cosa che per me è importante, io condivido anche in pieno quello che ha appena detto il professor Agostinetto. È vero anche, professore, che io penso che le famiglie straniere e italiane, quindi non c'è nessuna differenza, come le dico, Mirella, i razzisti, gli imbecilli, non esistono i razzisti, esistono gli imbecilli, ma l'imbecille fa parte dell'umanità. Se fossimo tutti intelligenti questa trasmissione non esisterebbe. Sì, ma vede professore, basta che ne trovi uno nella giornata per rovinarmi la vita, capito qual è il problema e crearmi un trauma. Purtroppo finché saremo umani l'imbecille lei non lo elimina, ma va contenuto, possiamo contenerlo, ma voglio dire che l'aiuto non è trasversale. Avere una visione di una società che è orientata ai figli è una società che fa bene a tutti. Noi siamo qui, glielo dico, io ho 58 anni a scadenza, ma io potrei morire anche domani, il grosso che dovevo fare l'ho fatto. Questa idea della conservazione della mia vita fino a 110 anni è abbastanza balorda, però sono tematiche molto grosse, perché io ad esempio con i soldi che uso per un intervento su un 85enne ci guarirei comprando l'amoxicillina una regione da un'infezione di un bambino di 6 mesi. E chi decide di nuovo? Sono tematiche molto grosse, difficili, che richiedono tanta umiltà, nessuno ha in mano soluzioni. Possiamo avere in mano il buon senso, che non è né di una fazione politica né dell'altra. Il buon senso è trasversale, gli imbecilli sono trasversali, quindi non c'è una fazione dove non ci sono gli imbecilli, ci sono da una parte e dall'altra, e le brave persone e quelle intelligenti e dotate di buon senso sono da tutte e due parti, quindi non vanno mai create squadre. Vanno tirate fuori dalle squadre le persone di buon senso e si cercherà di marginalizzare gli imbecilli che sono ubiquitariamente distribuiti. Spero di essermi molto spiegato. Chiaro, e la ringrazio. Sentiremo poi cosa ne pensa anche Francesca e anche Enrico. Abbiamo Giulia in linea. Ciao Giulia. Sì, Mirella. Ciao, cara, scusa ciao. se ti ho fatto attendere, ma hai sentito le parole del dottor Cernetti? Sì, Prego. Mirella, anzi, non preoccuparti, ho ascoltato con vera passione quello che ha detto il professore. Allora, Mirella, volevo dire che tu hai aiutato Mirella e hai ricevuto insulti. Hai fatto bene a dire che non hai paura di quei tappeti veneti razzisti, perché è vero, lo dico sempre anch'io, hanno paura che gli porti via la terra da sotto i piedi, perché quei ragazzi là, Mirella, che hai aiutato, erano qua da più di 10 anni senza permesso di soggiorno, e cosa pretendevano? Che andassero dove? Chiedevano di essere aiutati. Siamo in Italia o no? E poi, Mirella, hai un carattere come il mio, perché anch'io non ho paura di niente quando so di essere nella giustizia e nella verità. Perché, Mirella,
visto che hai nominato anche quel ragazzo che è morto là, che speriamo venga fatta luce, nel telegiornale delle 8, che posso dire anche chi è, il direttore... Sei buona a non fare nomi, vai tranquilla senza fare nomi. Sì. Sapete che le telecamere sono terribili, io vi proteggo, non fate nomi, vai. È un giornalista che ha una schiena dritta, non ha una schiena goba. Ha detto che... Sì, hai ragione Mirella, hai ragione, però Mirella, quel ragazzo là ha ricevuto 6 pugni nel costato mentre gli tenevano giù la testa sull'asfalto, e io mi vergogno di vivere in un paese del genere, dove un ragazzo che aveva bisogno di un medico, che lo vedevano tutti perché non ha fatto niente, era disteso per terra, potevano chiamare un medico, e è stato fatto morire con le manette dietro la schiena, non l'hanno neanche girato ed è morto. E allora Mirella, io proprio mi vergogno, perché poteva essere salvato, non avevano neanche il coraggio di andargli vicino, di girarlo, e per forza dopo 6 pugni nel costato e quello che gli avete fatto, cosa vuoi che questo qui respiri ancora? Grazie Giulia, grazie, fammi finire Giulia, grazie della telefonata. Giulia, come sentite, partecipano al dibattito che io ho aperto tutte le mattine, hanno diritto di dire quello che pensano, poi a caso ognuno fa le proprie riflessioni, però è giusto anche ascoltare anche questa popolazione che ha delegato molto e si ritrova delle volte molto arrabbiata, perché veramente la giustizia è un'altra cosa, la giustizia purtroppo è un'altra cosa. Allora sentiamo come ci saluta Francesca Fosse, educatrice, referente Consiglio Associazione Ronda. Francesca, come ci saluti? Vi inviterò ancora comunque ragazzi, perché veramente dobbiamo iniziare a parlare di più, prego. Vi saluto con la sottolineatura che ha detto il dottore sull'importanza dell'umanizzazione, perché il lavoro di cura, che sia il nostro come volontari della Ronda della Carità, che sia il mio come educatrice, che sia quello del professor Agostinetto in università, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di sostegno, di supporto, perché l'essere umano è la cosa più importante che c'è a questo mondo, e invece gli viene data una priorità al di sotto di tutto. I lavori di cura sono i meno retribuiti, i più bistrattati. Il lavoro dell'educatore non ne parliamo, e i sanitari pure, per cui ci stiamo veramente disumanizzando, per cui grazie a questa trasmissione che a grande sorpresa, noi non la conoscevamo, però ha portato delle bellissime voci importanti, e penso che sia una ricchezza, ecco. Grazie Francesca, veramente io ringrazio voi invece per quello che fate. Sentiamo Enrico Giacomini, Presidente, come ci saluti? Intanto vi saluto dicendo che nella trasmissione sono state dette veramente cose importanti, e dico anche che è importante anche il linguaggio, quindi noi dobbiamo sforzarci di educare anche il mondo dell'informazione, i giornali, le televisioni, radio, a usare il linguaggio esatto. Noi parliamo sempre di persone. Quindi quando le persone vengono identificate come degrado, come sbagliamo il messaggio, cioè noi stiamo vedendo un problema da risolvere, non un qualcosa da punire. Poi noi pattugliamo tutte le sere la città di Verona con 4 furgoni, incontriamo mediamente ogni sera circa 300-350 persone che vivono fondamentalmente per la strada, tutti ci amano, nessuno però ci vorrebbe sotto casa, questo è un po' il tema. Quindi la questione purtroppo Enrico, è quella lì, la questione è un po' quella lì. Insomma, grazie Enrico, devo chiudere perché ho forato tantissimo. A tutti e grazie veramente. Grazie Enrico Giacomini, Presidente della Ronda. Sentiamo il professor Agostinetto come ci saluta, velocissimo professore.
Ringraziando lei, Mirella, i suoi ascoltatori, gli ospiti, è stato un confronto bellissimo sentire la vicinanza di vedute nonostante gli ambiti diversi che ognuno di noi presidia, e questo mi fa concludere solo con un'idea: di non rassegnarci e di continuare a lavorare in questa dimensione, sentendoci non soli, ma sapendo che ci sono altre persone che stanno andando dalla stessa parte. Grazie, veramente grazie anche al professor Luca Agostinetto, professore ordinario di pedagogia generale, di essere stato con noi, mentre al dottor Enrico Cernetti chiedo una cosa: la sanità pubblica e la sanità privata però deve essere una scelta, non un obbligo. Io il futuro spero questo. Cosa ne pensa e come ci saluta? Dipende che cosa vogliamo darci noi come regole. Io ho vissuto, parte della mia famiglia vive in Germania. La Germania non ha un sistema sanitario nazionale, ma è una società fortemente a impronta socialista, cioè molto protettiva nei confronti del proprio popolo. A dire che ci sono molti sistemi, da loro c'è un sistema per esempio che si basa sulle mutue, con delle mutue pubbliche e mutue private che vengono graduate in base al proprio reddito, lasciandoti la libertà di scelta. Quindi tu coniughi il bene pubblico con anche la possibilità dell'individuo di scegliere il suo percorso. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che è declinato in 23 sistemi sanitari regionali e non possiamo dire, ve lo ripeto, il Veneto risulta sempre tra i migliori in Italia. È perfetto? No, ma noi, l'Emilia-Romagna, e con una profonda differenza, non c'è il tempo, ma se vuole un giorno gliela spiego, con la Lombardia, cioè la Lombardia e l'Emilia-Romagna hanno già appaltato la sanità ai privati in forma accreditata. Il Veneto lo ha fatto ma in forma minima. Noi siamo un'anomalia di sistema nel sistema regionale, nel sistema nazionale. Quindi io penso che il nostro sistema vada preservato, ha bisogno di essere manutentato, ha bisogno di visione che non è facile far coniugare con un'evoluzione tecnologica così importante, ha bisogno di regole etiche che non sono semplici perché confliggono a livello nazionale con le regole del Ministero della Salute che noi non possiamo discutere. Chiudo dicendo però una cosa importante: teniamocelo stretto quello che abbiamo, miglioriamolo, ma guardate che, come ve l'ho detto all'inizio, noi siamo una popolazione fortunata che può però migliorare il proprio sistema. E lasciatemi anche dire che le forze dell'ordine, che io rispetto profondamente come tutti chi si occupa delle persone, perché le forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato sono persone che rischiano la propria pelle di notte, perché è facile da 4 immagini tirare delle conclusioni. Io non entro nel merito, non lo so, c'è un apparato, una magistratura che farà il suo lavoro, ma questi di notte, e vi assicuro non per milioni di euro all'anno, mettono a rischio la propria vita per proteggere noi. Quindi prima di arrivare a conclusioni vi invito anche qui ad avere tanta moderazione e tanto buonsenso. Grazie al dottor Carlo Cernetti di essere stato con noi, veramente grazie. Cardiochirurgo all'ospedale Canfoncello di Treviso e a Castelfranco a San Giacomo, anche lui pillole di saggezza. Vedete, noi abbiamo i 5 sensi, però io al mattino cerco di portare il buon senso con le persone che ce l'hanno, che è molto importante. Grazie mille ospiti. Pubblicità. Arrivederci. Peggio del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, che solo un mese fa erano in testa alla classifica nazionale del caro energia. A giugno il Veneto è al primo posto per incremento dei prezzi di elettricità e gas, registrando un più 12,6%, il dato più elevato d'Italia e ben oltre la media nazionale. A rilevare questo triste primato l'elaborazione di Confartigianato sui dati Istat, che fotografa gli effetti delle tensioni geopolitiche internazionali sul costo dell'energia. Il sistema produttivo della nostra regione, caratterizzato da piccole e medie imprese artigiane, è il più esposto alle tensioni dei mercati internazionali. Pochi punti percentuali, ma che rappresentano quello sforzo che le imprese devono fare per mantenere la loro competitività. Quindi devono andare ad erodere quello che sono i loro guadagni per poter continuare a lavorare e a far vivere le famiglie
della loro impresa, ma anche quello che è l'economia nostra veneta. Nei primi mesi della crisi di Hormuz il prezzo dell'importazione di petrolio, greggio e gas naturale è aumentato del 38,4%, mentre la bolletta energetica nazionale è salita del 41% rispetto al trimestre precedente. Purtroppo la situazione del Golfo e quindi aver ricominciato la guerra nello stretto di Hormuz ha portato ad aumenti ulteriori e quindi a costi per le nostre imprese. Nostre piccole e medie imprese che rappresentano un treno importante per l'economia veneta, e quindi questo va purtroppo ad aggravare, portando le nostre imprese a essere in difficoltà per quello che riguarda la competitività, i costi dell'impresa, ma soprattutto quello che sono i margini alle nostre piccole imprese. Ovviamente l'aumento dei costi di produzione si riflette sui prezzi finali e rischia di frenare gli investimenti, così come la produttività delle aziende. Questa situazione pone ulteriormente in difficoltà il nostro Paese e quindi fortunatamente quello che è avvenuto è che la Regione Veneto, nella figura del nostro assessore Massimo Bitonci, è andato a rafforzare i fondi di garanzia con 10 milioni. Il tema quindi energia e gas da un lato e credito dall'altro sono i due temi che dovremmo d'ora in poi cercare di lavorare per migliorare e poter far continuare a vivere le nostre imprese per quello che è il loro futuro in questa situazione molto difficile. Nel primo trimestre del 2026, rileva sempre Confartigianato, i prestiti alle piccole imprese venete sono scesi del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un calo che prosegue dal 2022. Abbiamo sentito, adesso dovremmo avere anche il dottor Gianfranco Serra, che è un dottore commercialista, era collegato ma si è scollegato, per capire cosa sta succedendo. Allora, io sono convinta che il problema li hanno le persone che hanno poco reddito, non c'è niente da fare, i fragili come sempre, le famiglie veramente che sono la maggior parte, chi ha tanti soldi o che sta bene, queste cose non lo toccano minimamente. Il problema è che vanno a toccare la quasi totalità delle famiglie italiane e io vivo in Italia, perciò mi occupo del mio paese, specialmente del mio territorio, e quando sento i numeri della povertà e sono persone come vi ho raccontato per bene, questo la dice lunga su quello che è veramente la realtà. Pagare le bollette, fare la spesa, gli affitti, i mutui, è diventato impossibile. Ci sono dei costi veramente che io mi domando come sarà in futuro, però fortunatamente si spera sempre in un cambiamento, si spera che fortunatamente le persone che ricoprono questi ruoli, perché è un gran privilegio per loro, è un privilegio essere dei politici con tutte veramente i sostegni che hanno anche a livello psicologo, che sono i nostri, sono i voti, facciano qualcosa per questa popolazione che ha dato tanto, che sono i nostri diversamente giovani, che sono le nostre famiglie, che sono gli operai, che sono tutte le persone che lavorano per bene, che sudano per delle miserie di stipendi e di pensioni. Io questo penso che dovrebbero pensare, perché è troppo comodo sempre dall'alto predicare, sfido io, con quello che si ritrovano a fine mese e con tutti quei privilegi che hanno, capite bene che veramente qualcosa devono pur mettere nel piatto, perché così non si può andare avanti. Vediamo se è collegato anche telefonicamente Gianfranco Serra, vediamo se lo sentiamo. C'è? Niente, ancora non c'è. Allora andiamo a sentire anche cosa invece, andiamo a Trieste, visto che parliamo di costi, cosa sta succedendo con le armi, la stagione delle armi. Andiamo a sentire. La stagione delle rievocazioni storiche riparte già questo sabato con le stagioni delle armi, la 7ª edizione del ciclo di animazioni storico-didattiche studiato per integrarsi al percorso di visita interno ed esterno del Castello di San Giusto consentirà anche quest'anno di rivivere i momenti più rappresentativi della storia della fortezza triestina, illustrando la Trieste dei secoli dal XIV al XVII. Ogni fine settimana sarà dedicato ad un particolare periodo storico grazie al lavoro di varie commissioni
compagnie equipaggiate e formate per dimostrazioni, addestramenti e spiegazioni al pubblico. Le stagioni delle armi si concluderà il 13 settembre. Subito dopo torna per il 10° anno l'atteso appuntamento con Legiomania. Il giardino del Capitano davanti al Museo Winkelmann ospiterà un accampamento romano dove agiranno 80 rievocatori. Quest'anno Legiomania riproporrà una vera battaglia, laddove il programma sarà arricchito da approfondimenti dedicati alle tradizioni della Trieste romana. Non mancherà il corteo e saluto all'Aquila. 2 iniziative che sono state fortemente volute nel tempo dall'assessore Giorgio Rossi, che ci ha improvvisamente e prematuramente lasciato 2 settimane or sono, e al quale quindi queste iniziative sono da tutti noi dedicate. L'appuntamento con Legiomania il 18, il 19 e il 20 settembre. Bello queste vocazioni storiche, il cittadino che si arma per difendersi, non ci rimane altro, ecco, che veramente cercare anche noi di adattarci al sistema. Abbiamo Adriano da Campalto. Ciao Adriano caro. Ciao Mirella, buona giornata intanto. Grazie. Mirella, avevo bisogno di darti un'idea, Mirella, che potrebbe essere sana e soprattutto buona per aiutare questi giovani che in sostanza sono un po' abbandonati a se stessi, perché purtroppo questa vita ci ha imposto certi costi e bisogna lavorare in 2 se si vuole qualcosa. Ecco. Allora a me piacerebbe, Mirella, che facesti un programma anche con dei ragazzi giovani e confrontarsi, discutere, metterli in televisione per farli capire più, responsabilizzarli insieme con te. Ecco, mi piacerebbe che ci fossero più giovani lì con te, giustamente questi giovani possono parlare, possono sfogarsi, dire un suo pensiero, perché sono arrivati a questo livello, perché c'è un motivo e io lo so, perché io parlo molto con i giovani e dico tante volte: ma cos'è che avete? Cos'è che non vi garba? Bisogna mettere, piuttosto di mettere tanti politici per la televisione, cominciamo a parlare con più giovani, con questi ragazzi. Non è importante l'intelligenza, l'ignoranza, è capire il problema, qual è realmente il problema. Se noi cominciamo a parlare con loro, mettendoli in televisione e discutendo anche fra di loro, cominceranno a discutere e dire: guarda, dobbiamo cominciare a mettere dei segnali più positivi. Ecco, vorrei che la televisione fosse più per i giovani che per i politici, perché hai detto una cosa giusta prima, e purtroppo questa gente qui prendono 5.000, 6.000 euro, non hanno i problemi di queste persone qui. Se noi possiamo aiutare questi giovani, perché la politica è un futuro e quindi il futuro lo fanno i giovani, quindi, ma se noi non siamo capaci adulti di dare a loro, di trasmettere a loro dei valori essenziali, però anche la politica stessa dovrebbe essere più seria, perché hai detto una cosa giusta: quando vuoi voti ti vieni a vedere ogni 5 anni, no, devi imparare a ascoltare, perché io ho studiato e ho capito moltissimo che bisogna dialogare con queste persone qui. Quindi cerchiamo di fare una politica, una televisione anche per le persone disagiate. Qual è il suo problema? Discuterlo in televisione, far capire che c'è questo problema, e però anche con qualche politico a fianco che si mettono una mano sul cuore e di cominciare a cambiare un po' questa cultura, questa mentalità che la politica è fatta solo di soldi e basta. Questo non va bene, non si va da nessuna parte, perché dopo alla fine chi ci rimette è sempre quel povero disgraziato che va in strada, si prende un pugno, si prende una pedata, si prende una coltellata. Perché? Perché questa politica ha deciso che bisogna solo ascoltare i signori. Siamo signori anche noi se siamo poveri, ma il cuore è grande. Grazie e arrivederci. Vedi Adriano, è quello che io faccio però tutte le mattine, certo delle volte li ho, delle volte non li ho,
veramente questa comunicazione l'abbiamo vista anche ieri, quel signore Piero che ha chiamato, e c'era il politico, c'era Luca Spavanetto che è il vicepresidente della regione Veneto, perciò non uno qualunque, che ha chiamato subito il sindaco e ha risolto il problema. Quello che io cerco di fare, tanti giovani non è sempre facile averli perché studiano, perché sono al lavoro, perché non è facile, però quando posso li ho, ma li ho quasi sempre, perché anche stamattina avevamo Verona, erano 2 giovani, anche ieri le associazioni. Io cerco sempre di portare le varie età a parlare, a dialogare tra di loro, a confrontarsi, anche coi politici che riesco veramente ad avere in trasmissione. E questo è Sveglia Veneti, lo dico sempre, siete voi però che dovete svegliarvi, non è la trasmissione o l'ospite, c'è qualcuno a casa che si deve svegliare, di iniziare a capire chi non è stato bravo, anzi di non elogiarlo, ma di capire che ha sbagliato, perché se ci troviamo anche in queste condizioni nel Veneto, qualcuno avrà pure sbagliato, che non può sempre che siamo noi che sbagliamo, che siamo noi che non capiamo. Noi deleghiamo e deleghiamo le persone per fare il bene anche del Veneto, e poi ci troviamo in questa situazione, oppure l'Italia, oppure le varie regioni, perché non avete sentito, voi siete fortunati, altri non sono fortunati. Sì, ma io pago le tasse, non è che devo essere fortunato, io dovrei avere quello che mi aspetta di diritto pagando le tasse. Invece il cittadino deve fare il volontario, si deve pulire, deve fare la sicurezza, deve fare tutto, deve fare sempre colpa sua, spende troppo, e se gli altri, quelli che veramente danno la lezione, cosa spendono e cosa fanno con i nostri soldi, però, perché noi ce li guardiamo lavorando anche con lavori molto duri e faticosi. Ieri guardavo queste persone che lavorano nelle strade, ecco, io veramente vorrei capire come sono retribuite quando prendono. Tanti non hanno neppure i mezzi veramente che dovrebbero avere, perché faceva tanto caldo, non riuscivano a portarli, e vedo tante persone, adesso stanno tagliando l'erba, sono quasi tutte persone di colore, vado nei campi, allora forse se queste persone non ci puliranno più o non raccoglieranno più di noi, chissà cosa diranno quelli che non vogliono vedere queste persone, che gli danno fastidio, perché sono queste le persone che, se voi andate dal fruttivendolo al supermercato a prendere la frutta e la verdura, è perché queste persone le raccolgono, sono loro, e sono quello che molti di voi non potete vedere, non potete sopportare, vi danno fastidio, perché ci sarà anche quello che delinque, ma c'è anche quello che lavora e che non viene pagato, anzi viene sfruttato. Ma questo bisogna stare attenti a dirlo, perché non si vuole sentire. Lo sfruttamento non esiste, il razzismo non esiste, ma cosa dice Mirella? No, io dico quello che vedo, quello che sento, quello che ho provato, perciò calma a dire che non è vero quello che io cerco di dire, perché sono delle persone che cercano veramente di trovare una dignità di persona. Sta a noi decidere cosa vogliamo fare, e mi sembra che questo stia veramente arrivando molto in ritardo, tanto è vero, cosa fanno? Andiamo a vedere questa stangata gasolio autotrasporto. €2,119 per un litro di gasolio è il conto che oggi pagano le imprese trevigiane ogni volta che fanno il pieno. È un prezzo che pesa come un macigno sui bilanci e che in 6 mesi è cresciuto di oltre il 20%, riportando l'allarme tra autotrasportatori e aziende che lavorano ogni giorno con i propri mezzi. La nuova corsa del diesel rischia di scaricarsi sull'intero sistema produttivo, dai camionisti alle imprese edili, dagli impiantisti alle aziende manifatturiere, perché quando aumenta il costo degli spostamenti aumenta anche il costo di lavorare. Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato, come tutte le aziende, come tutti gli utenti, un aumento fino al 20% dei prezzi del gasolio, da circa 1,80 che avevamo verso gennaio agli oltre €2,05 verso i €2,10. La media nazionale oggi è sui €2,10 al litro, con punte dei €2,20 nella rete autostradale, ma in generale nella provincia di Treviso, e quindi nella nostra marca trevigiana, abbiamo dei numeri che ci dicono tra i 2,07, tra i 2,07, 2,08, ma ormai siamo anche noi accodati. Una nuova stangata che arriva in un momento già difficile e che, secondo le aziende, rischia di trasformarsi in una raffica di chiusure se non arriveranno risposte rapide. Un aumento che pesa soprattutto nelle imprese artigiane di trasporto. Il guadagno di una ditta piccola, media, dell'autotrasporto, specialmente artigiana, vede il rischio di erodere quasi completamente quello che è il margine, quella che è la possibilità di guadagno rispetto al proprio servizio. Teniamo conto che la ditta artigiana nel settore dell'autotrasporto ha un
un recupero tipicamente legato al credito d'imposta che oggi è completamente sospeso e rischia di erodere quella capacità anche di leva contrattuale, di capacità di stare nel mercato, che oggi viene sostenuta dagli artigiani, dalle piccole imprese, dalla conduzione familiare che c'è dietro spesso alle nostre attività. CNA Treviso parla di una situazione ormai insostenibile e chiede al governo un intervento immediato per frenare la crescita dei prezzi, riducendo il peso fiscale sul carburante e sostenendo le imprese. La posizione della CNA è duplice. Da un lato serve necessariamente intervenire per contenere i prezzi e questo ci penserà la politica, la geopolitica per risolvere le situazioni internazionali. Certo è anche che il fisco, le tasse sono una dinamica rilevantissima e determinante nella determinazione del prezzo. Quello che serve è quindi un rilancio di questo credito d'imposta, un meccanismo che consente di risparmiare nelle tasse e mantenere più soldi nelle tasche delle nostre imprese e nella possibilità di queste di reinvestire, mantenere attivi i propri servizi, i propri collaboratori, i propri mezzi. E questo è quello che veramente chiedono anche le associazioni di categoria. Noi vogliamo riuscire ad avere quella sicurezza che meritiamo, però ci sono buchi dappertutto e noi a chi dobbiamo rivolgerci? Agli amministratori, alla politica? Dove sì no? Paghiamo le tasse per questo, li deleghiamo per questo. Andiamo a vedere carenza medici Spisal. Meno tecnici della prevenzione, meno controlli nei luoghi di lavoro e mentre lo Spisal perde personale, nella Marca continuano ad aumentare gli infortuni, soprattutto quelli mortali. È l'allarme lanciato dalla funzione pubblica CGIL e CGIL Trevigiane, che denunciano un servizio sempre più in difficoltà proprio mentre cresce il bisogno di vigilanza. Negli ultimi mesi, spiegano i sindacati, 8 tecnici della prevenzione hanno lasciato lo Spisal dell'ULS 2 senza essere sostituiti. Alla base un malessere nelle condizioni di lavoro. Questo nuovo meccanismo di rotazione del personale che di fatto porta i tecnici a ruotare all'interno di più servizi. Mi spiego meglio. Il tecnico potrebbe lavorare per un paio d'anni all'interno dello Spisal per poi passare al SIAN, cioè occuparsi di altre tematiche. Questa è una situazione che ha creato parecchi malumori tra il personale. Una situazione che sempre più spesso porta il personale a scelte anche drastiche, come cambiare lavoro, senza che quel voto venga poi rimpiazzato con nuove assunzioni. Il tutto, secondo la CGIL, si traduce in meno ispezioni e meno attività di prevenzione. Circostanza che grava poi sul territorio. Basti pensare che solo nei primi 5 mesi del 2026, secondo i dati INAIL, in provincia di Treviso sono state denunciate quasi 5.600 situazioni di infortunio sul lavoro. Sul fronte delle vittime, la Marca registra l'aumento percentuale più alto del Veneto. 5 morti nei primi 5 mesi dell'anno, ai quali si sono aggiunti altri tragici incidenti nelle ultime settimane. È da molto tempo che chiediamo, che questo benedetto regolamento, questo sistema di rotazione in realtà non può funzionare perché il personale deve essere formato, deve essere specifico per gli ambiti lavorativi. È come dire che un ortopedico fa anche l'otorino, per intendersi, e che ha questo chiaramente perché l'altro pezzo fondamentale per cui poi le persone a un certo punto anche ultimamente decidono di andare è che ci sono anche delle risorse economiche collegate e quindi come in tutte le aziende ognuno decide di andare dove le condizioni sono migliori. E il cittadino decide, nonostante questa burocrazia avversa, di battersi, di rimboccarsi le maniche. Andiamo a sentire questa diversamente agile batte burocrazia con il comune. Non avendo pareti, avendo comunque una copertura mobile, non fa cubatura. Questo è il principio di diritto affermato dal TAR, rifacendosi a una giurisprudenza anche del Consiglio di Stato. Con questa motivazione il TAR del Veneto ha salvato un gazebo dalla demolizione e ha condannato il comune di Treviso al pagamento delle spese legali. La storia va avanti da circa un anno e vede da una parte protagonista la signora Silvia Bigolin e dall'altra gli uffici di Casugana. In mezzo a questo gazebo, secondo la prima indispensabile per la sua disabilità nonché in regola con tutte le norme, mentre per i secondi una sorta di abuso edilizio da smontare e sanzionare.
Intimazione alla quale la signora ha deciso di rispondere prima davanti ad un giudice e successivamente davanti al Tribunale amministrativo regionale che gli ha dato ragione. Una sentenza che passerà alla storia perché firmata solo dalla Presidente del Tribunale, in quanto scandita dalla scomparsa il 7 luglio di Marco Rinaldi, il giudice relatore del collegio. È importante questa storia non solo per la signora Bigolin, ma per molti altri cittadini in controversia con i comuni per presunti abusi edilizi. Tornando indietro, ricostruirebbe questo gazebo? Sì, lo rifarei perché secondo me il principio è giusto. Magari sapendo a cosa andavo incontro mi preparavo un po' di più, ma moralmente intendo, ma sì, lo rifarei sicuramente. Ora il comune di Treviso potrebbe ancora contestare la sentenza, ma gli avvocati Pedoia e Capraro sperano più in un contributo costruttivo per i cittadini. Io spero davvero che il Comune faccia tesoro di questa esperienza, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione della normativa edilizia urbanistica con riguardo a questo tipo di costruzioni che tali non sono. E spero davvero che il Comune non decida di andare oltre avanti il Consiglio di Stato. Ancor più convinta Silvia Bigolin, pensando ai tanti che come lei convivono con la disabilità. Che non serva solo a me, ma che sia utile alle persone che hanno delle necessità particolari. Avete capito? Avete conosciuto questa mattina un'altra donna guerriera, questa diversamente agile, che si è rimboccata le maniche, ha capito l'importanza di questa battaglia ed è riuscita a vincere la guerra con il comune. Perciò chapeau a questa donna, complimenti, perché alla fine qualcosa arriverà pure, anche a favore nostro. Avete capito cosa per un gazebo cosa ha dovuto fare. Detto questo io vi ringrazio tantissimi anche questa mattina, grazie. Adesso andiamo a vedere come al solito il vostro assegno a chi è andato. Siamo nella sede del Media Nord-Est Antena 3 Rete Veneta, sta arrivando Antonello, eccolo qua, ciao Antonello, piano, andiamo. Allora, Antonello, voi l'avete visto lunedì sera ai Veneti Schiacciati, non ha parlato molto, è arrivato verso la fine della serata e della puntata e ha chiesto una cosa: aiutami Mirella. E Mirella come faceva a non aiutarlo? Ho chiamato il sindaco Marco Della Pietra, ho parlato con i servizi sociali, perciò sanno benissimo che questa mattina noi ti daremo questo aiuto che a te serve tantissimo, perché cercheremo di rimetterti in piedi, anche se stai stampè, però cercheremo di rimetterti in piedi. Allora, spieghiamo un po', Antonello, la tua storia che non siamo riusciti a spiegare lunedì sera perché i tempi hanno ristretto. La mia storia è semplice, mi sono trovato in questa situazione a causa di una caduta che ho avuto ad aprile 2019. E da lì è partita tutta un'infezione che mi ha rovinato tutto il muscolo della gamba, il diabete ha contribuito a peggiorare la situazione, in più c'è la prostata, che ho un catetere vescicale attaccato tutto il giorno e mi sono trovato senza niente, senza soldi, senza niente, completamente a zero. Tu lavoravi, non avevi nessun problema prima di questo? Io lavoravo, ero in cassa integrazione disoccupato perché la ditta aveva chiuso. Avevo trovato un lavoro da andare in Germania per lavorare, però quando sono arrivato lì la gamba non rispondeva più, sono dovuto tornare a casa di corsa e farmi ricoverare. Al posto di prendere la corriera per tornare a Venezia ho preso l'ambulanza per andare in ospedale e da lì è cominciato tutto il calvario. 40 giorni di ospedale a Milano, 15 giorni in malattie infettive a Treviso, 15 giorni in riabilitazione a Treviso. E i 40 giorni a Milano li ho passati tutti da solo perché non avendo parenti né nessuno che poteva venirmi a trovare, ero solo come un cane, solo. Allora, io ho parlato con il sindaco e tu hai ammesso che ti sta cercando di dare una mano con il servizio anche a domicilio di pasti, ecco la borsa ogni 15-20 giorni, qualcosa arriva, però a te non basta, giustamente non lavorando, non avendo nessuna entrata, adesso stiamo facendo anche le carte per vedere questo reddito di cittadinanza, però adesso ci vogliono i soldi sia per curarti che per pagare le bollette, l'energia, perché sta arrivando anche il freddo. Ecco, devi fare dei passaggi che io ti darò una mano con la grande famiglia di Rete Veneta, perché il sindaco mi ha detto che è d'accordo su questo aiuto. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io vi ringrazio molto di questo assegno e pagherò tutto quello che c'è da pagare perché bisogna sistemare tutte quante le bollette e tutto quanto.
Questo assegno verrà monitorato, tutte le pezze giustificative verranno portate dal sindaco e dai servizi sociali, in maniera che così sappiamo, perché è anche giusto, perché sono i soldi anche di anziani che si privano di 5-10 euro per aiutare voi, ma io sono sicura che Antonello se lo merita. Mi ha raccontato questa storia di solitudine, di abbandono totale in questo enorme ospedale a Milano, dove non aveva neanche da cambiarsi perché nessuno portava qualcosa. Poi per fortuna i servizi sociali si sono attivati, sono andati a prenderlo ed è ritornato qui a Treviso, però adesso non basta, la storia continua. Allora, hai le stampelle, però vediamo se riusciamo a rimetterti in piedi, va bene Antonello? Certo. Di un bel grazie a questa grande famiglia che se lo merita proprio tanto. Ma io vi ringrazio molto di questo assegno che mi avete consegnato e ne farò buon uso per tutto quanto. Ne farò buon uso di tutto. Cercherò di rimettermi in piedi, sarà una cosa lunga perché la terapia è un po' lunga da fare e vediamo un po' di rimetterci in piedi e riprendere il lavoro, perché a me basta solo un lavoro, qualsiasi lavoro sia, per me mi va bene tutto quanto. Sono disposto a fare il manovale, passacarte, fotocopiare. Intanto se meglio che te rimetti in piedi, perché con i stampelli non sai che te posso fare tanti lavori. Dopodiché vedremo. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per questo aiuto, un Veneto che speriamo di rimettere in piedi. Ciao, alla prossima.